Da Euronics Gruppo Tufano fino al 30 novembre, Black Friday da urlo! iPhone 11 64 giga, tuo a €699. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino. In più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2021. Microtech Notebook più zainetto Capri Vice, tuo a €349. Nei nostri store siamo al tuo servizio in tutta sicurezza. Automobili Papallo, una passione che ci anima da 50 anni, al servizio degli automobilisti, con proposte di grande interesse. Specialisti nella vendita di nuovo ed usato selezionato, concessionari ufficiali per Napoli e Caserta di prestigiosi marchi Greatwall e Aval, anche con assistenza e ricambi. Automobili Papallo è anche noleggio a breve e lungo termine di auto, veicoli commerciali e scooter, con interessanti promozioni. Siamo a Napoli, via Domenico Montesano 16. È arrivato il pack lockdown. Una lattina di birra artigianale, una di americano, una di spritz, una di Negroni, una di gin tonic, arancia disidratata, lime disidratato, ghiaccio, bicchieri e voilà! Riempite 2 bicchieri con ghiaccio, aprite la lattina evitando di farvi una latrina, versate il contenuto nei 2 bicchieri. Nappo a me. Ok, prendete una fettina di lime e il gin tonic è pronto. Offerta promozionale a €39 invece di €3.900. Prenditi cura di te, frate. Rosticceria Imperatore, fondata nel 1906, tramanda da più di un secolo la passione per l'arte culinaria. Un'ampia scelta di rosticceria, partendo dalla nostra frittatina e tant'altro ancora. Un'ampia sala ristorante, primi piatti sia di mare che di terra. La famiglia Imperatore mette le esigenze del cliente al primo posto, selezionando con cura le migliori materie prime. Rosticceria Imperatore, da 4 generazioni al vostro servizio. Telefono 081 743 5629. Chiunque ha delle maglie del Napoli, mettetevi in contatto con me. Faccio collezione, scambiamo oppure le compro. Grazie e forza Napoli, 1926 ad oggi. Questo mese, tifosi napoletani, lo troverai presso i nostri sponsor. Passione, lealtà e competenza. Goditi i nostri articoli, ammira i nostri campioni. Tifosi napoletani è presentato da Euronics Gruppo Tufano, Automobili Papallo, Mr. Wine, Tifosi napoletani, il mensile più azzurro che c'è. Lealtà, amore, passione, trasparenza e competenza. Napoletano so, facito mallucca, o tengo rindo sangue, colore sta città, o tengo rindo sangue, piccia voglio di fa. Napoletano so, facito mallucca, l'azzurra vita mia, non me la da tocca, l'azzurra vita mia, non me la da scagna, ratone una bandiera che voglio sventolare. Insieme che tamburo stu stadio da Lucca. Napoli, Napoli, Napoli. So cresciuto rindevi che sti quartieri miei sei suoni che non vedo tutto che la da non va. Questa è Napoli bomba, ci stringi in mano colore, guarda Dio poca criata, insieme cielo e insieme mare, e colore sta città. E vai che mare. Su stivale esiste sta città, non ve la da scordare, uso di civiltà,
Regnere Borbone già stava a comandare e con le tue Sicilie l'Italia è che sta qua. Napoli, 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 Pullasanello, Masaniello, arrivato Palumello, Palumello, voleva a difesa sta città. Buonasera a tutti e benvenuti a Tifosi Napoletani, ma quanto mi piace questa sigla, è meravigliosa, tra l'altro ha un contenuto veramente importante, scritta a quattro mani da un grande cantautore partenopeo che l'ha musicata, si tratta di Mario Basile che stasera è qui con noi. Buonasera Mario, bellissimo questo brano, resta con noi perché dopo, oltre ad ascoltarti, voglio capire un po' di più, voglio delle curiosità su questo brano, mentre invece il testo, sapete di chi è? Di un grande amico mio, Gennaro Montuori, ed anche con lui dopo parleremo di questa sigla, di come mai è venuta fuori un giorno. Buonasera, e dopo lo presenterò a dovere. Intanto ne siamo qui tutti insieme, sempre con la stessa passione, a parlare della nostra squadra del cuore, Napoli, che domenica scenderà in campo a San Paolo contro il Milan, un match tanto atteso, ne vedremo sicuramente delle belle, e intanto il nostro mister Gattuso dovrà fare a meno di Osimhen perché ha una lussazione alla spalla. Il dubbio è Mertens o Petagna, e di questo e di tanto altro ne parleremo con i nostri ospiti. Buonasera ospiti, benvenuti, grazie ovviamente per aver accettato l'invito, sono pronti, già sicuri, seduti per delucidarci con la propria professionalità e competenza. Partiamo col primo ospite della serata, un giornalista, ex ufficio stampa dell'SSC Napoli, Massimo Sparnelli, benvenuto. Benvenuto a te Magda, a Tifosi Napoletani, e buonasera a tutti. Tra l'altro mi piace sottolineare la nostra amicizia, ci siamo conosciuti qualche anno fa, c'è tanta stima e rispetto, abbiamo condiviso tante trasmissioni socioculturali e questa sera condividiamo anche questa meravigliosa puntata calcistica. Ma andiamo avanti, incontro un altro ospite importante che con il proprio operato ha lasciato un segno importante nella storia del calcio italiano, campione appunto d'Italia, un nostro orgoglio, vincitore della Coppa UEFA, Antonio Carannante, benvenuto. Buonasera. Buonasera. E ancora con noi Marco Silva, vicepresidente Respiro Azzurro, Pineta Mare, Castelvolturno. E poi, buonasera, in diretta con noi da Bologna c'è Franco Colomba, ex allenatore del Bologna, del Cagliari, del Parma, del Napoli e di tante altre squadre. Non so se è già in diretta con noi. Non ancora, però dopo sarà qui con noi, sarà parte integrante della puntata. Non so se vi siete accorti della novità di questa sera, voi telespettatori, ovvero io, però vorrei che a presentarmi fosse il padrone di casa, colui che da oltre 30 anni ci racconta la propria passione, la porta nelle vostre case. Lui senza ombra di dubbio è il più grande sostenitore del calcio Napoli, Gennaro Montuori. Benvenuto. Buonasera. E grazie ovviamente per avermi voluta in questa meravigliosa trasmissione, per me è un piacere veramente immenso. Io ti presento intanto. Grazie. Magda Mancuso, buonasera, benvenuta tra noi. Grazie. È un piacere, ci togliamo la mascherina anche perché siamo a 3 metri, possiamo anche farlo. Sì. Abbiamo salutato Basile che poi dopo lo rincontreremo per la musica. Sì, voglio sapere delle curiosità su questa sigla che mi è piaciuta veramente tantissimo. Ci siamo, vai, a te la conduzione. Allora Mario, voglio partire proprio da lui e da te ovviamente. Non l'hai lasciato ancora a Mario, non l'hai lasciato in studio, va bene. No, Okay. è qui con noi. Voglio sapere appunto di questo brano, come è venuto fuori, vi siete incontrati un giorno e cosa è successo? Allora, io praticamente... Microfono. Sì, allora prendo un attimo il microfono. Sì. È tutto in diretta e quindi... Allora, praticamente che cosa è successo? Che noi ci siamo chiusi proprio qua su questo verde e abbiamo fatto una collaborazione a Gennaro, insomma ci siamo un po' guardati in faccia e abbiamo scritto qualche cosa che parlasse della nostra cultura di Napoli e dell'orgoglio di essere napoletani. Quindi io ho messo la musica e Gennaro ha messo il testo. È un contenuto veramente importante, allora ce lo racconta proprio colui che ha scritto le parole di questo testo. Ma non è difficile scrivere per quanto riguarda il Napoli, è da sempre. Pensate che Nino D'Angelo veniva a casa mia per studiare, poi è uscito i ragazzi della Curva B
e da lì è nato anche il film, e poi lì vabbè sono successe tante cose, mi è passato tanto tempo. Per quanto riguarda invece Mario Basile, lui mi ha portato questa musica, c'era qualcosa sotto ma un po' che non andava con il calcio, perché lui, giusto, io conosco siccome la storia del tifo del Napoli, mi sono permesso di dire Mario, ho detto vai, con grande umiltà, mi ha seguito, però ad un certo punto ho detto Mario, però non vorrei toccare solamente il calcio, vorrei toccare un po' di cultura della nostra storia, il sud, il Regno delle Sicilie, la Napoli borbonica, e da lì è nato questo poi passaggio per quanto riguarda dello stivale, che praticamente non vi dimenticate di questa città. Su questo Magda voglio fare un intervento sulla Napoli borbonica, perché diciamo se oggi il simbolo dei Borboni è riconosciuto proprio con questa bellissima mascherina è anche grazie a Gennaro Montori, perché all'epoca il movimento neoborbonico nato nel 93 con Riccardo Pazzaglia, Gennaro De Crescenzo, Salvatore Lanza, Vincenzo Colisci, scuso a chi mi sono dimenticato, contattavano Gennaro, contattavano gli Ultra per divulgare questo logo importante e storico, e Gennaro subito disse di sì. Facemmo 20.000 bandierine. Ho organizzato una grandissima scenografia. Facemmo un bandierone. Se si va sul sito credo che si troverà questo bellissimo bandierone, mi sembra un Napoli-Milan. Sì, Napoli-Milan, una vittoria proprio il Napoli di Canio mi sembra. Di Canio, sì, Napoli-Milan. Però era qualche anno prima di Canio. Forse, non mi ricordo, comunque una bellissima. Di Canio praticamente erano i coriandoli che poi alla fine comunque era un Napoli-Milan molto bello e colgo l'occasione anche per salutare Gennaro De Crescenzo perché è tenace, ci riesce sempre a raccontare una vera storia attraverso la sua firma. Io gli devo fare i complimenti. Anche nell'agenda tua di tifosi mettiamo tutti i primati borbonici e avremo un gran successo, perché poi dopo non tutti hanno avuto la possibilità di poter studiare. È un'agenda dei tifosi che va in mano anche alle persone che non hanno fatto gli studi, vedendo quei primati borbonici, primo regolamento ferroviario, primo regolamento marittimo, prima industria metalmeccanica, prima industria tessile. Mi fermo qui altrimenti finisce la trasmissione. Napoli, l'orgoglio di Napoli, e poi dobbiamo dire che un logo di Gennaro è stato anche uno dei primi, l'orgoglio di essere napoletani, quindi dobbiamo fare merito che ha sempre cercato di abbinare il grande tifo anche con la cultura. Un complimento a Gennaro. È un gesto veramente importante, infatti ho sentito anche nominare... vogliamo ascoltare un attimo il saluto per il momento, per introdurlo, c'è da Bologna il nostro amico. Sì, è arrivato il nostro ex allenatore di tante squadre, Franco Colomba, ci sei? Buonasera! Ciao mister! Ci date l'audio per piacere? Ti vedo in grande forma, mister! Alla grande, dai, teniamo duro, qui noi siamo arancioni, voi siete rossi, però ci stanno facendo neri. Però soprattutto, mister, abbiamo tutti quanti il cuore azzurro, come lei, credo. Il mister deve avere anche il cuore rosso-blu, perché è nato a Bologna, è stata una bandiera, ed anche il cuore con gli Irpini, perché lo hanno trattato alla grande. Vero. E guarda, soprattutto... Io ho, diciamo, alcuni posti dove veramente ce l'ho lasciato, il cuore Napoli perché non si può non lasciarlo, Bologna perché è la mia città, Avellino perché per 5 anni di Serie A sono stato veramente benissimo, è un ambiente fantastico, e Reggio Calabria da allenatore perché ovviamente è una piazza che ce l'ho nel cuore, quindi c'è molto sud come potete vedere. Io volevo chiedere a Matica, tu come parti? In che senso come parti? Come parti, come adesso, che c'hai in scaletta? No, veramente io stavo guardando queste riviste, le riviste, tifosi napoletani, e ho visto che le copertine hanno spesso raffigurato appunto il nostro grande campione. Sono tutta la storia, se ce le può dare Fabio, così facciamo vedere anche a Franco, perché c'è una bella domanda per lui, se ci fa guardare, se Flavio ci dà le copertine. Praticamente dal primo giorno che Insigne ha messo il piede a Napoli, Franco, noi gli abbiamo dedicato sempre copertine perché credevamo in questo calciatore. Io ci ho sempre creduto da bambino, perché ho visto fare dei gol a Lorenzo Insigne, ho litigato con tutti, con tante persone. C'è Antonio Carannanti che tra l'altro lo ha convinto a restare nel settore giovanile, dopo sentiamo anche lui. Io volevo fare, mentre ci vediamo queste copertine e le ammiriamo, perché Insigne era un po' più grande di bambino, ma guardatelo lì, i primi anni, addirittura lo dividevamo la copertina con Higuaín, la dimostrazione, sosteniamoli, è la dimostrazione che abbiamo sempre creduto, lo abbiamo fatto con Higuaín, lo abbiamo fatto con Osimhen, lo abbiamo fatto quando ha messo il piede
sullo scudetto della Roma col Colosseo e con il Vesuvio, abbiamo creduto in quest'uomo. Io gli dissi delle frasi, dissi: guarda Lorenzo, quando giocherai bene ti paragoneranno a Maradona, quando non giocherai bene diranno ma vuoi fa Maradona, ed è molto difficile. Agganciandomi proprio al discorso di Franco Colomba, che è un numero 10 e che è stato un po' anche la storia del calcio italiano, perché rimanere con l'Avellino per 5 anni da capitano e da grande campione a Bologna, e poi stando anche nel giro della nazionale, al di là dell'allenatore che è stato di tante squadre, questo numero 10 è un numero importante e pesante, Franco. Soprattutto ieri l'altro ieri lo abbiamo visto con la... No, ieri anzi, ho detto bene, lo abbiamo visto con questa 10, ad un certo punto anche capitano della nazionale, è entrato nella storia dei napoletani al comando, superando anche Antonio Giuliano, perché ha fatto più presenze. Sì, io sono buon testimone che tu lo hai sempre difeso anche nei momenti in cui a Napoli stessa lo stavano criticando, quindi è vero, tu lo hai sempre sostenuto e questo è bellissimo. Guarda, Insigne io lo paragono al Totti della Roma, perché in questo momento il Napoli ha il suo Totti, ma non per fare paragoni, perché sono diversi. Uno è più, ha giocato insomma a tutto campo, in mezzo al campo, ha fatto la punta, sono diversi anche fisicamente, ma proprio come emblema di una città, emblema di una squadra che ha bisogno, il calcio italiano ha bisogno di questi trascinatori, gente che può anche giocare male qualche partita, ma poi sente dentro la responsabilità e qualche volta sbaglia proprio perché sente questa responsabilità, però che vogliono il bene della città e il bene della squadra. Purtroppo tante squadre questi giocatori non ce li hanno, per cui io dico, chi ce li ha è bene che se li tenga, è bene che costruisca intorno a questi campioni tutto il resto del gruppo. Ora è maturato ovviamente, può anche sbagliare qualche cosa a volte, ma questo a chi è che non sbaglia? Pensiamo, hanno sbagliato i rigori Ronaldo, ha sbagliato i rigori, tutti li hanno sbagliati, Maradona stesso, quindi non c'è, ha sbagliato Sergio Ramos 2 di fila in una partita e non per questo viene cancellato il proprio valore. Ora è maturato, ripeto, ed è un regista esterno che quando entra dentro fa male, o tira o fa assist, è veramente un campione. Poi l'ho visto l'altra sera in nazionale, accidenti, è andato a brutto muso con Lewandowski, ha fatto dei recuperi e dei rientri pazzeschi, capisce anche che è il suo momento e deve imporsi anche a livello nazionale, e lo sta facendo nella maniera migliore. Franco ha rilasciato, Massimo Spannellule però ha rilasciato un'intervista a Sky che se ce la dà Flavio, comunque è un attimo anche diviso, anche se poche persone, ma lo ha fatto e ha rilasciato questa dichiarazione. Se ci dai un attimo Flavio, eccola qui. Le parole di Insigne: Gattuso mi sta dando molto anche dal punto di vista fisico, non ho mai avuto buoni rapporti con la piazza di Napoli, ma l'ambiente crede in me, io non ho mai dato quello che sto dando adesso. Un tuo pensiero, poi lo discutiamo sì, anche noi. Guarda, ci sono a volte degli allenatori che riescono a fare il salto di qualità anche nella continuità a determinati giocatori. Io ad esempio, per quanto riguarda me, ero un buon giocatore prima del suo arrivo, però quando è arrivato Gigi Radice a Bologna mi ha fatto fare quel salto di qualità, mi ha fatto arrivare in nazionale, mi ha dato la maglia di titolare fisso, cosa che non avevo mai avuto fino a quel momento. Quindi voglio dire, ci sono dei giocatori che maturano anche con un po' di ritardo, pur avendo delle qualità, però arriva l'allenatore giusto che vede in te quello che può essere il trascinatore. Infatti mi fece fare il capitano, fece un campionato bellissimo, insomma, quell'anno come tutta la squadra sfiorammo la UEFA da -5, quindi vuol dire che tutti quanti abbiamo reso il massimo, io compreso. E Gattuso, se ti ricordi, in una delle ultime trasmissioni in cui sono venuto da te, mi chiedeste di Gattuso, io dissi: guarda che Gattuso in questo momento è l'allenatore ideale, perché il Napoli sotto il profilo così della manovra, del gioco, della fluidità, delle idee c'è, ma dove manca nella continuità e manca nell'avere un carattere alla Gattuso, e lui è riuscito a darglielo.
E non ha solo questo, perché è anche un allenatore preparato, perché la squadra gioca bene, lotta, combatte, e Insigne ha fatto bene a premiarlo con questa dichiarazione, perché la verità gli ha dato quello che in certi momenti a lui era mancato. Sicuramente, però volevo sentire il nostro amico Marco Silva, perché aveva comunque trovato una contraddizione nelle parole di Insigne, se non erro. Sì, Lorenzo si è espresso dicendo che praticamente ha avuto sempre dei problemi con il tifo, poi dice l'ambiente crede in me, quindi diciamo che si è anche contraddetto, magari parlava anche del passato, insomma, di un rapporto. No, io invece do una risposta a questa cosa. Te la posso dare? Certo, come no. Allora, secondo me Lorenzo Insigne voleva dire a quelle persone che lo hanno fischiato, perché c'è una piccola parte che ha infastidito, perché un giocatore che tu sai che è un campione, noi lo conoscevamo Insigne, no? E sai che esce dal campo ed è in difficoltà. Il pubblico di Napoli, soprattutto quello di una volta, era abituato ad incentivarlo, ad acclamarlo. Perché invece deve essere accusato di... Inoltre c'è il signor Mertens, che io ho una stima immensa come uomo, come calciatore. L'altra domenica ha fallito un gol che se l'avesse fallito Insigne sarebbe stato crocifisso. Allora questo dico, perché i nostri figli li maltrattiamo? Io ce l'ho con una parte di napoletani che si comporta in questo modo, e questo si addice alla cultura, come dice Sparnelli, torniamo al campanilismo bello. Se fanno qualcosa in qualsiasi città, i pugliesi lo alzano, il pavese, il milanese, appena un napoletano sbaglia lo crocifissa, e non è giusto. Insigne deve essere la nostra bandiera. Gennaro, ti garantisco che è successa la stessa cosa anche a me a Bologna, la mia città, in certi periodi, quando le cose non vanno, soprattutto, perché quando va tutto bene, anche se Insigne sbaglia un gol non succede niente, e quando non vanno bene le cose, non si vince oppure si fallisce un obiettivo, allora il giocatore di casa viene bersagliato. Questo ti fortifica, tant'è vero che lui ha reagito, no? Nel modo giusto, perché ha capito che non è bello e non è da calciatore forte abbattersi in questi momenti, uscire con la testa bassa, ma essere sempre a testa alta e sforzarsi di migliorare dove hai delle lacune o dove hai mostrato qualche carenza, vale a dire un po' nel carattere, certe volte al fischio ti abbatti, invece il fischio ti deve caricare, ti deve dare un'energia che sprizza da tutti i pori, e lui lo ha fatto, ma però per fare questo, vedi? È qui che quando sento dire che gli allenatori contano poco, gli allenatori invece sono fondamentali, perché Gattuso è riuscito a fargli tirar fuori, come dite voi, la cazzimma, e la cazzimma ce l'ha, ora se ne beneficia la nazionale, se ne beneficia il Napoli. Allora, io voglio dire una cosa molto importante, due considerazioni. Uno, dobbiamo sempre sapere perché Insigne non ha giocato quella famosa partita importante che poi dopo qualcuno, fra cui il buon romanista De Rossi, disse, forse si parla di un clan juventino che non voleva che giocasse Insigne. Vabbè, questo poi è una cosa che prima o poi uscirà. Ma secondo, proprio nelle parole di mister Colomba, voglio dire, probabilmente è possibile il fatto che non ci sia il pubblico o quella parte di pubblico che comunque quando Insigne tentava di fare qualche giocata un po' più particolare lo fischiava, e poi il giocatore probabilmente con questi fischi non ripeteva quella giocata. Lei cosa pensa? Guarda, tutto è possibile, però io credo che l'Insigne di adesso, se gioca una partita così a Napoli lo mettono in cima all'ultimo gradino del San Paolo, perché una partita come ha fatto ultimamente in nazionale o anche nel Napoli sono partite splendide. Certo, il fischio, quando senti che stai dando tutto, a volte può debilitarti, può portarti via l'energia mentale, come dire, ma che volete? E invece no, non deve essere così, deve essere una spinta, ti deve caricare. In effetti ci sono parecchi giocatori, e il Milan lo testimonia, che magari San Siro un po' spaventa, con tanti giovani, invece giocando a San Siro vuoto rendono tutti al meglio, non sentono fischi, non sentono nulla, sentono solo l'incitamento della panchina, dell'allenatore, e questo può darsi che un po' incida. Franco, non può essere che la personalità che ha fatto con le mani così e diceva fischiatemi, tanto Franco, pensi che Lorenzo Insigne ha dato sempre il massimo? È normale che un napoletano è scocciato, che se viene accusato di scarso impegno di sbagliare una palla, lo hanno fatto chiunque, come hai detto tu. Però credi che Lorenzo Insigne di talento ne ha da vendere, e come hai detto tu lo puoi accostare secondo me a Del Piero, a Totti,
e forse a chi altro ci sta Zola, e ce n'è un altro di nome Baggio, perché con tutto il rispetto per Cassano che ha giocato in grandi club, ma per me Insigne è molto superiore a Cassano. Se lo accostate praticamente gli uomini addetti ai lavori come te, a Baggio, Del Piero e Totti va bene, o a Zola, ma non a Cassano, perché Cassano per me non è stato un buon esempio per il calcio, invece Insigne è stato martassato e ha dimostrato il suo valore. È stato irriverente Cassano, Insigne non lo è mai stato, tranne proprio quando l'hanno fischiato in maniera esagerata, allora si può essere arrabbiato qualche volta, ma cioè, Cassano è stato irriverente in primis verso se stesso, perché col talento che aveva, io mi sono visto l'altra settimana il film di Totti e ho visto dei duetti con Cassano che dico, ma accidenti, cosa potevano fare questi due insieme se giocavano una carriera insieme, però Cassano si è fatto voler male da tanti e questo è sbagliato. Infatti, caratterialmente non è da paragonare a Cassano, è da paragonare più a Totti, perché è innamorato della maglia e come Totti sta dando il meglio adesso. Chissà, Totti è arrivato fino a 38 anni, che ne sai? Questo di sicuro è un giocatore che come ha la palla nei piedi inventa calcio, e questo al giorno d'oggi, quando tutti sanno fare le cose normali, uno che fa le cose anormali fa la differenza. Carannante, siamo fortunati perché Franco, a Napoli. Ciao, grande mister, grande mister. Allora, parlavo l'altro giorno con Davide di te. Salutamelo, grande Davide, salutamelo. Sta bene? Volentieri. Sta bene, c'è il ristorante, lavora al ristorante. Allora andiamo a mangiare qualche volta. Adesso non è molto contento, però speriamo che... Beh, ai Re di Napoli c'è un grande amico, Antonio, che ti aspettano. Allora, Massimo, hai detto una cosa non bella, te lo devo dire. Non l'ho detto io. No, io, Massimo, questa è una considerazione che è stata fatta da alcuni allenatori che non faccio nomi. Sto parlando di dici Massimo, però hai detto finisci, però l'ha detto chi l'ha detto, questo sta. Aspetta, e dopo ribadisci. Hai detto una cosa. Ho riportato. Vabbè, fallo finire e poi dopo lo... Massimo, non ti arrabbiare, perché qua siamo per divertirci. Ho riportato. Vabbè, fallo finire. Saranno fuga. Fallo finire, vai. Io sai che ti faccio rispondere, però devi far parlare, non devi subito attaccare. Ok, va bene, Massimo, non ci incartiamo inutilmente. No, sta zitto. Allora, ascolta, tu non puoi dire una roba, perché vuol dire che Insigne... Fallo finire, fallo finire. Questi allenatori... Massimo, tu sei un giornalista qualitativamente, come trasmissione. Allora, perdiamo il filo, fallo finire, poi dopo quello che hai riportato, io non l'avrei mai riportato, sai perché? Perché non è bello che tu riporti roba, perché non può un giocatore dire che non c'è il pubblico, allora non è un campione, non è un leader. E l'ha offeso, perché Insigne, io devo dare atto a Gennaro che qua, come sempre, la divisione è molto più delicata. Ha fatto i suoi errori che non doveva fare, perché anche lui a volte ha fatto i suoi errori come quando è stato. Esatto. Però, caro, se tu mi dici che Insigne soffre il pubblico, non può giocare a Napoli, non può essere un leader. Ma questa è una chi ha detto questa cosa? Persone, no, chi ha detto questa cosa? Se la può mangiare, perché io ho sentito tante cose di Insigne e ti posso garantire che Insigne, anzi, c'ha un grande carattere, ha sempre reagito, dopo che lui ha avuto dei momenti suoi, ha sempre reagito, quindi non è il pubblico, si è preso la responsabilità in qualche partita di tirare, quello vuol dire che ha responsabilità, quindi Insigne col pubblico o senza, non cambia niente, hai sbagliato proprio calciatore e non ti dovevi permettere chi ti ha riferito. Ma Insigne già nel settore giovanile, l'hai offeso, chi ha parlato solo così? questo? Insigne per fortificare Antonio e anche te. Nel settore giovanile Lorenzo Insigne faceva la differenza, però tanti allenatori non lo facevano. Franco. Hai capito? Nonostante tutto. Ma allora Insigne non è che è nato oggi come giocatore. Questo ha fatto anni e anni, ma con Sarri hanno fatto 100 punti. Quanti punti hanno fatto? 90, 91 punti. Ma stiamo scherzando, cioè è un giocatore sicuramente che non ha di questi problemi. Nel momento in cui ha sbagliato qualche partita, come tutta la squadra, e la squadra non va bene, la classifica non è buona, il primo che vanno a beccare è il capitano, è il giocatore di casa. Te l'ho detto, è successo a me
perché è così. Io a Bologna, se c'era da fischiare uno, fischiavano a me, cioè non è che fischiavano a qualcun altro, perché fa parte della storia del calcio. Scusami, succederà la stessa cosa quando Lorenzo Insigne, la squadra andrà bene e sarà il migliore, perché io sono convinto che il Napoli quest'anno, oltre a poter vincere lo scudetto, ma ho un'altra convinzione, che Diego gli ha detto: se vince gli diamo la maglia numero 10, gli diamo la maglia numero 10, dentro allo 0, in quel vuoto ci mettiamo la testa di Maradona e facciamo un'operazione Ronaldo, perché il Napoli potrebbe vendere 600-700 mila maglie, secondo me, con questa operazione, facendoci avere la maglia di Diego, mettendo la testa di Diego, che sarebbe bello per Insigne e per Maradona, secondo me. Beh, questo intanto hai lanciato un'idea, però la devi mettere in pratica poi. Devi metterla in pratica. Lo farà Gennaro. Noi non siamo tu puoi. Sfortunatamente non siamo il Napoli. Se fosse per me lo farei, chiamerei Diego, gliela porti questa maglia, farei anche un tipo merchandising. Non vorrei mettere in difficoltà il mister, però io ho fatto pure la domanda che volevo che lui dicesse qualcosa su quella mancata. O tua, però? No, questa è mia, su quella mancata, diciamo così, un minuto neanche ha giocato in quella famosa partita che la nazionale poi ha perso i mondiali. Secondo te cosa è potuto succedere? Ma l'ha detto il presidente della federazione, ha detto il gruppo, ha fatto capire il gruppo della Juventus, non ha fatto schierare, l'ha detto proprio e ci è ritornato dopo sul Corriere dello Sport. Per cui il presidente è stato così semplice, ha detto la verità. E lui, e infatti ci sono una delle cose che noi sappiamo il Palazzo che può combinare, Franco, come il 3-0, laddove che nel calcio oggi le ASL decidono dappertutto, solo quella di Napoli sembra che non la vogliono far contare. La storia parla di queste cose strane che ogni tanto accadono da Rivera in Messico in avanti, quindi non so, è chiaro che se mi dici che cosa è successo di preciso io non te lo so dire. Ora Gennaro parla del presidente che avrebbe detto chiaramente questa cosa. No, quello ha detto in prima di sicuro è stato un autogol, perché se c'era un giocatore che con gente di alti 2 metri poteva mettere in difficoltà e mettere palle gol. Hanno giocato insieme con Immobile, hanno giocato insieme con Jorginho, era un asse importante, lo si è visto anche in nazionale, voglio dire, si cercano quando ci sono. No, secondo me è stato un errore grosso. Devo dire che lì il mio amico Gil Ventura non era lucido in quel periodo, secondo me ha fatto anche lui cose che forse non avrebbe mai fatto, sotto pressione, ha sbagliato. Mister, ha avuto paura del gruppo bianco-nero, questa è la realtà, anche perché il presidente poi è andato oltre, ha detto che aveva detto vicino al mister, a Torino ci sono tanti di quei napoletani che riempiamo lo stadio, addirittura con la maggioranza di tifosi del Napoli che ci sono dappertutto, e Insigne sicuramente avrà una rivalutazione diversa dagli altri, ancora più forte. Cioè c'era un qualcosa di unione tra il pubblico e la squadra, invece noi il gruppo Juventus come al solito vogliono comandare dappertutto. Vabbè, il gruppo Fiat comanda da una vita la nazione, dirigono anche gli incentivi dello Stato, figuriamoci un po' se noi siamo all'altezza di poterci confrontare con tali personaggi. Voglio dire che anche io sono una grande sostenitrice di Insigne, anche se in questo periodo sta dando molto di più. Sono d'accordo con Antonio Carandante che il pubblico assolutamente non può influenzare soprattutto un grande campione, però può incoraggiare sicuramente un applauso di un pubblico, un giocatore a giocare meglio, questo sì, però che un leader possa essere assolutamente influenzabile, questo no. No, meno male che è stato riferito, non ha detto lui, se no mandavo fuori. No, sicuramente ha riportato Massimo Sparnelli quello che ha sentito dire. Questa è del 2016, guardatela bene, una copertina, proprio nei momenti difficili quando Insigne veniva fischiato da qualcuno. Ce ne sono anche del 2015. Mi ricordo proprio qualche bella copertina dedicata al mister che gliel'hai fatto. A Franco. Il problema secondo me, Franco, è uno, che il calcio è cambiato moltissimo. Tu stai raccontando di Colomba, però c'era uno stile anche da parte chi andava a vedere, qua vediamo le 2 immagini, chi andava a vedere, poi guardiamo quello stadio di Avellino, guarda che aggancio di tacco, che palleggi, guarda lì. Io non vedo niente, ragazzi. Che come?
io non vedo, spiegatemi voi. Ah sì, non riesci a vedere tu, stiamo praticamente stiamo vedendo delle tue azioni con un aggancio che hai fatto di tacco. Ah, vabbè, voglio farlo. Che spettacolo, hai fatto qualcosa? Era Sì, un vai. marchio di fabbrica. Franco, mi senti? Sì. Mi senti? Sì, sì. Allora, io quello che invece oggi, diciamo al calcio di prima, no? Perché certamente è cambiato tantissimo. Tu sei il numero 10 che gironzolavi, il numero 10 per noi rappresenta il calcio, no? Dove lo trovavi dalle Serie A fino alle categorie inferiori, ai settori giovani, il numero 10 l'avevano tutti, no? L'epoca tua c'era Rivera, Mazzola, Beccalossi, tantissimi. Oggi tu che dici? Dove giocheresti in questo modulo? Ma dove giocherei? Giocherei io per come ero io, che correvo anche, perché io devo dire, ho sempre messo, giocando sempre in squadre di provincia, perché Bologna in quegli anni era una squadra di provincia, anche se facevamo bene. Vabbè, ma era la provincia, non si vinceva, attenzione, no? Che provincia sì, voglio dire. Però anche ad Avellino eravamo in provincia 5 anni, la mia Serie A è stata Bologna ad Avellino, per cui il numero 10 doveva farsi il mazzo lo stesso, cioè non ero il numero 10 che stava lì e aspettava la palla, quindi io correvo. Quindi in questo calcio di adesso, secondo me, se mi metti col numero 10 a fare la mezzala sinistra in un 3-5-2 come giocava ad Avellino, oppure anche il trequartista in un 4-2-3-1, ecco, avrei fatto più gol anziché correre avanti e indietro sul centro-sinistra a coprire il terzino quando partiva. Cioè, diciamo che mi mettevo a disposizione della squadra perché la squadra aveva bisogno, come un po' si fa anche adesso, per la verità. L'hai pensato ogni tanto, no? L'hai pensato ogni tanto, no? Come lo faccio anche io, l'hai pensato tu, no? Dice, oggi in questo calcio io dove mi potrei... Sì, no, è quello. Secondo me io invece... era quella, poi mi piaceva anche andare a destra qualche volta, come usano adesso gli allenatori. A me non piace tanto, però cioè non piace tanto fisso un mancino a destra. Ogni tanto, per cambiare, per trovare spazio, mi piaceva anche andare a destra e rientrare sul sinistro, fare assist, fare Franco, di questo Covid che va in giro per il mondo, per l'Europa, tutti questi nazionali, che faresti tu? Fermeresti le nazionali? Che farei? Ma il calcio, se si ferma qualcosa, dopo si ferma tutto. Cioè, a me onestamente, che vai a giocare ora perché ci è andata bene, no? Che vai a giocare che ti manca mezza squadra in nazionale, oppure anche partite di campionato, non è facile andarle a giocare con tante defezioni, perché poi è un campionato falsato, diventa. E allora però bisogna farlo, perché il calcio vive di sponsor, vive di televisioni. Se mancano i soldi, il calcio chiude bottega. Quindi Franco, va avanti. Senti un attimo un giocatore importante, Camoranesi della Juventus, che cosa dice di Maradona Platini, detto da uno che è una bandiera della Juve, lascia un po' qualche anno fa a Mosca, che tra l'altro litigai anche io con Maurizio Mosca. Andiamo a guardarlo un attimo, vai. Sei pronto, Flavio? Platini. Voce. Ma che paragone mi fai? Allora, ma guarda che Platini, Platini sì, scusa. un giocatore. Mi portava la borsa Maradona. Hai capito? La storia della Juve, Maurizio? Ho capito la storia. È la storia della Juve, Platini. La storia del calcio è l'altra. Hai sentito, Franco? Insisteva a dire Mosca a Camoranesi, che era tra l'altro un giocatore importante nazionale, dice che Platini era la storia della Juve, e lui dice Maradona è la storia del calcio. Che differenza? Maradona, più passano gli anni, più ti accorgi che ha vinto 2 scudetti a Napoli, che è stata una cosa stratosferica. Ha vinto il mondiale con una squadra modesta, quindi vuol dire che era un vero leader, un vero campione assoluto. In un calcio dove ancora ti facevano nero i difensori, cosa che adesso non capita, perché adesso al secondo fallo ti buttano fuori, non ti possono trattenere per la maglia perché ti ammoniscono. Ci sono tante cose che gli attaccanti di oggi sono privilegiati. Invece una volta, io ricordo ancora Gentile ai mondiali, ricordo ancora Murelli con l'Avellino, quante botte gli dava, era pazzesco. Cioè, adesso sarebbero
tanti giocatori sarebbero stati espulsi dopo un quarto d'ora, 20 minuti, altrimenti lui andava in porta con la palla, questo è il problema. Come va Messi adesso? Messi adesso ci va, ma ci va perché se lo fermano una volta, lo fermano due, rimangono con un uomo in meno gli altri, capito? Complimenti. Io dico un'altra cosa, la gente forse non si ricorda, noi siamo un po' più grandicelli. Pensa che il Brasile aveva Garrincha, che secondo me è l'ala destra più forte di tutti i tempi, con tutto il rispetto anche per George Best, che sono stato un suo ammiratore, e di altri campioni sulla destra. Garrincha, Vavà, Zito, Pelé, mentre quelli di Maradona non erano proprio di quel livello. Invece la squadra che poi doveva vincere era grande, hanno fermato Maradona in USA, e soprattutto lo stesso Messi aveva una grande squadra ma non è riuscito a vincere. Praticamente io credo che il 70% della vittoria dei mondiali è unica, e lui avrebbe potuto vincere qualche mondiale in più e qualche scudetto in più se non avesse giocato nel Napoli e se non fosse stata l'Argentina di Maradona. Certo, insomma, quando Messi ha giocato sempre nella grande squadra, e Ronaldo anche a Madrid, insomma. Poi che siano campioni assoluti anche loro, sicuramente. Adesso non stiamo a sminuirli. Ma Maradona anche per personalità, per fame, per voglia di essere il numero uno, aveva un ego pazzesco, però nello stesso tempo era un generoso con i compagni, con la gente, non si è mai tirato indietro, gli hanno spaccato la gamba anche a lui, come per del resto a Totti, come del resto anche a Del Piero. Voglio dire, quelli che sono campioni danno tutto se stessi, e Maradona l'ha fatto, e Napoli gli sarà sempre grata, ma gli è grato tutta Italia, perché anche se l'hanno criticato anche a lui per le sue, più che altro per le sue disavventure fuori dal campo, ma in campo, io ero a Bologna, l'ultima partita che ha fatto, la gente si è tolta il cappello, ed era un Maradona già così, un po' con la pancetta, via. Senti, Marco invece qui non solo che scrive per il nostro giornale, Marco Silva, è diventato vicepresidente del club, di un club molto vicino al Napoli, no? Glielo volevi... No, lo dobbiamo dire, sei vicepresidente di un club molto vicino a Napoli. Che club è? Sì, finalmente possiamo ufficializzarlo. È nato un club a Castelvolturno, l'abbiamo voluto fortemente sul territorio di Castelvolturno, a pochi metri dal centro sportivo del Napoli. A Pineta Mare, Fontana Brunese, ne abitiamo. Però so che il posto è molto particolare. Infatti sì, questo stavo arrivando proprio a questo. Era da un po' che eravamo convinti del club, ma non c'era quella scintilla, insomma ci mancava quella scintilla. Abbiamo visitato un po' di posti, un po' di probabili sedi, e quella scintilla è nata qualche giorno fa grazie alla generosità e ospitalità di Padre Antonio, e quindi praticamente ci ospiterà nella sua immensa struttura, la chiesa del villaggio Coppola. Ci darà la possibilità di stare lì con un ufficio per il direttivo e un enorme auditorium dove verrà proiettata la partita del Napoli. Il presidente? Chi è il presidente? Il presidente è un mio carissimo amico che si trova adesso qui in studio, ed è questo signore qua. Io lo chiamai Marco, dissi: Marco, dobbiamo fare un club. Siamo partiti in due, poi abbiamo coinvolto Ciro Peluso, che praticamente è il responsabile organizzativo. Poi abbiamo trovato invece degli altri amici, Cesare Diana, e soprattutto abbiamo trovato un amico che scrive per Il Mattino, che è Vincenzo Ammariato, che tra l'altro ci ha mandato un messaggio in anteprima con un'esclusiva oggi. Sì. Se lo andiamo a ascoltare un attimo, poi continuiamo. Sì. Vincenzo Ammariato, corrispondente del Mattino da Castelvolturno, nonché componente del nuovo club Respiro Azzurro Pineta Mare Castelvolturno, dedicato al calcio Napoli. Onorato peraltro dell'incarico avuto dal presidente Montuori e dal vice Marco Silva di addetto stampa dello stesso club. Ci tenevo a rassicurare i telespettatori del programma di Gennaro riguardo al sequestro operato poco fa dalla Guardia di Finanza su mandato della Procura di Santa Maria Capua Vetere del campo da golf del Golden Tulip, dove si allena il calcio Napoli, che riguarda soltanto una parte dell'area, appunto quella dove ci sono le buche del campo da golf sulla spiaggia, e quindi non l'area in pineta dove, per capirci, ci sono i 3 campi di allenamento
del Napoli, per cui l'attività di allenamento prosegue senza nessun impedimento e quindi i giocatori di Gattuso si possono continuare ad allenare senza nessun problema. Questo era Vincenzo che fa parte del direttivo, poi ci sono Nello Capuano. Vincenzo è un ottimo collega che si impegna non solo lo conosco bene, non solo sull'aspetto sportivo, ma anche sul sociale, su argomenti molto scontanti in quell'area, quindi vi faccio i complimenti, un grande in bocca al lupo, avete fatto un'ottima scelta. Ma mi piace tra l'altro anche il titolo che avete scelto, Respiro Azzurro, in un periodo così di Azzurro, no, sì, il termine Respiro Azzurro è un club che abbiamo fondato di questo periodo veramente da infatti auspicio. loro mi hanno detto vicino a me, cioè, no, ma questo Respiro Azzurro, sì, bisogna mettere. È bello, è da auspicio, perché Respiro Azzurro dà un senso di libertà. Verrò sicuramente a trovarvi e voglio sapere... Ci aspettiamo, Sì, ma oltre alla proiezione ovviamente delle partite... Noi domenica ci vediamo però, noi la stanza praticamente ci sta una stanza grandissima di 500 metri. Quindi? Praticamente noi ce la vedremo in 20 di noi, ma ci vedremo... Già ci siamo passati il messaggio che dobbiamo fare così senza t'abbracciare. Ma oltre alla proiezione delle partite ci sono anche altri progetti? Sì, là si faranno manifestazioni canore, perché anche Ciro, per esempio Landi, Peluso, è una... Scusatemi se Antonio Quadrano c'è. Esatto. Diciamo che per fare una chiosa su sul club, noi ci tenevamo a fare questo club proprio su quel territorio che troppo spesso viene indicato dai media soltanto per cose negative, quindi un'immagine negativa di un posto invece che vi posso assicurare, nonostante la totale assenza dello Stato, continua ad andare avanti in maniera dignitosa, ci sono tantissime brave persone e diciamo che questo era il nostro obiettivo, quello di andare anche nel sociale, di dare un segnale, perché lo sport è aggregazione, lo sport è amicizia, lealtà, confronto anche, ma non violenza. C'è anche Pasquale Scarinci, c'è anche l'altro Pasquale, un altro amico nostro napoletano che tra l'altro si è trasferito. La cosa importante è che stamattina io e Marco ci siamo confrontati e lo porteremo avanti anche con gli altri, perché ci sta anche Cesare Diano, Vincenzo Amariano. Abbiamo detto la prima cosa da fare è che c'è sul lungomare lì, no? Di Fontana Blu, tra Villaggio Coppa, c'è uno spiazzato grandissimo dove ci sta una scogliera, praticamente ci sono rifiuti che non si possono nemmeno immaginare, lo Stato è proprio assente, compreso il comune di Castelvolturno. Abbiamo deciso che ci metteremo una quindicina di noi e andiamo a ripulirlo noi, togliamo tutte le bottiglie, le schifezze. È un luogo dalle potenzialità enormi, cosa, guardi, un posto bellissimo. Guardi, c'è un mare in questo momento, anche perché grazie alle persone che non escono fortunatamente c'è un'aria diversa. Mi piace anche il senso che avete dato a questo club, il senso di aggregazione in un periodo storico così particolare dove ai nostri giovani sono state sottratte ogni cosa, dallo sport alla scuola. È molto importante noi abbiamo una ventina di club nel coordinamento. Questo sarà un fiore all'occhiello come la Spezia, Bolzano e tanti altri che ci sono, perché Verona, perché veramente secondo noi potrebbe diventare un club molto più importante degli altri, ma non nella nostra, perché il coordinamento ci vogliamo bene. Il problema è che proprio farlo ingrandire per essere una forza e soprattutto farla sentire anche a 200 metri da noi. Gennaro, la chiesa è alle spalle del campo, dove prima diceva Ammaliato, dove ci sta il Napoli, però la chiesa è importante, sai perché? Noi abbiamo sempre prodigato la non violenza, no alla droga, in chiesa è in automatico, non devo più affannarmi a dire no, perché nella chiesa chi vuole dar fastidio non ci viene proprio, la chiesa è un luogo sacro e il Signore ci ha protetto, finalmente una volta andiamo nella chiesa, non a fare le guerre. Gennaro, perdonami, sono qui e faccio a questo punto anche un invito ufficiale. Mi hanno chiesto al club che dovranno venire ex calciatori, quindi approfitto per fare un invito ufficiale a Antonio Carannante. Antonio è il più disponibile della storia del Napoli, te lo metto per iscritto, è stato sempre appena le norme ce lo permetteranno, anche Franco Colomba magari se viene a fare un giro di Mister, appena verrai rimarrai un fine settimana in chiesa a vederti la partita con noi. Poi in tempo di Covid un club che si chiama Respiro, tutti abbiamo bisogno di aria e quindi è una bella cosa. Il mare, il cielo, la maglia azzurra, respiro azzurro, è bello. Complimenti veramente. Bello. Mister, lei è invitato alla festa scudetto a maggio. Ecco, questa vedi, è una bella cosa, non è da scaramanzia, però dai, vengo volentieri. Mister, io ci credo in questa vittoria. Noi ci crediamo. Guarda, quest'anno
il Napoli è sicuramente competitivo, vuoi perché ha migliorato il proprio organico con qualche inserimento importante, vuoi perché forse la Juventus, tocchiamoci pure, ha qualche chance in meno, perché insomma i cicli poi finiscono per tutti e forse troverà qualche difficoltà. Le altre sono alla portata del Napoli, per cui ci sta, anche se ci vuole una continuità importante. La cosa difficile in questo tipo di campionati che si stanno giocando in questi ultimi anni è quando ci sono gli impegni consecutivi, dove inconsciamente fai delle scelte mentali che sono quelle, il campionato o la Coppa. Allora la Coppa, se sbagli partita e poi non passi il turno, il campionato magari può aspettare, si fanno delle scelte che a volte pagano, a volte non pagano, questa è un po' la difficoltà, per cui però quest'anno ci sono rincalzi un po' in tutti i ruoli, quindi credo che se trova una continuità e un equilibrio nelle scelte, nelle partite ravvicinate, il Napoli può fare un buon campionato. Franco, ti piace Cuba? Sì, come no. Abbiamo un artista napoletano che ha vissuto per tanto tempo a Cuba, vero? Sì, tra l'altro ne parlavamo proprio prima, è un cantautore partenopeo che comunque ha girato tanto e ha imparato tanto dai suoi viaggi e fa una musica particolare, molto bella. Tra l'altro è il cantautore che ha scritto appunto la sigla di questa trasmissione con te, Gennaro. Io lo presento subito, Mario Basile. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Complimenti a ancora 3 per la metri, sigla. fratello. Sei qui? Sta a Cuba. Dobbiamo dare un esempio. A Cuba. Se sa a Cuba. C'è Cuba. Io sto a Cuba. Che ci canterai? Allora, Gennaro, vuoi che ti canto la sigla? La sigla la facciamo nel finale. E allora ti canto una canzone che si chiama Nata Storia. A voi Mario Basile. Nata Storia, la terza conquista del tricolore. Passo tempo e c'ha tutto va conciando, pure se ti porto meglio di sto cuore. E batte, passo tempo e c'ha tutto va conciando, pure se ti porto meglio di sto cuore. Capo soffre e non sa per ragionare. Decidere a non esiste niente più, e non
c'ha tutto va a cucciare, pure se ti porto meglio che sto cuore. E battemi, passo tempo e c'ha tutto va a cucciare, pure se ti porto meglio che sto cuore, che mi soffre e non sa per ragionare. Wow! Complimenti Mario Basile, ti trovo veramente molto innovativo, questa ritmica mi piace veramente tanto. Da dove prendi spunto? No, in verità tutto quello che io faccio è perché insomma i tanti anni che ho vissuto in Latino America diciamo che c'è un po' un'infarinatura di tutto quello che ho ascoltato tra la musica salsa, merengue, dembow, reggaeton, insomma, e cerco di farlo in napoletano. Grazie mille, resta con noi perché vogliamo ovviamente ancora ascoltarti. Intanto a voi cari telespettatori restate con noi, un po' di pubblicità e torniamo subito e parleremo di Napoli-Milan. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 30 novembre, Black Friday da urlo! iPhone 11 64 giga, tuo a €699. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino. In più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2021. Microtech Notebook più zainetto Capri Vice, tuo a €349. Nei nostri store siamo al tuo servizio in tutta sicurezza. Automobili Papallo, una passione che ci anima da 50 anni al servizio degli automobilisti, con proposte di grande interesse. Specialisti nella vendita di nuovo ed usato selezionato, concessionari ufficiali per Napoli e Caserta di prestigiosi marchi Greatwall e Aval, anche con assistenza e ricambi. Automobili Papallo è anche noleggio a breve e lungo termine di auto, veicoli commerciali e scooter, con interessanti promozioni. Siamo a Napoli, via Domenico Montesano 16. È arrivato il pack lockdown. Una lattina di birra artigianale, una di americano, una di spritz, una di negroni, una di gin tonic, arancia disidratata, lime disidratato, ghiaccio, bicchieri e voilà! Riempite 2 bicchieri con ghiaccio, aprite la lattina evitando di farvi una latrina, versate il contenuto nei 2 bicchieri. Nappo a me. Ok, prendete una fettina di lime e il gin tonic è pronto. Offerta promozionale a €39 invece di €3.900. Prenditi cura di te, frate. Rosticceria Imperatore, fondata nel 1906, tramanda da più di un secolo la passione per l'arte culinaria. Un'ampia scelta di rosticceria, partendo dalla nostra frittatina e tant'altro ancora. Un'ampia sala ristorante, primi piatti sia di mare che di terra. La famiglia Imperatore mette le esigenze del cliente al primo posto, selezionando con cura le migliori materie prime. Rosticceria Imperatore, da 4 generazioni al vostro servizio. Telefono 081 743 5629. Chiunque ha delle maglie del Napoli mettetevi in contatto con me, faccio collezione, scambiamo oppure le compro. Grazie e forza Napoli, 1926 ad oggi. Questo mese, tifosi napoletani, lo troverai presso i nostri sponsor. Passione, lealtà e competenza. Goditi i nostri articoli, ammira i nostri campioni. Una parte sì. Ben trovati a tifosi napoletani. Il dibattito continuava, sì, caro Nante e Massimo Spannelli sì. si attaccano anche dietro le quinte. Ma devo dire la verità, caro Gennaro, ma tu sai che te ne intendi veramente di calcio. Io non sono molto ferrata all'argomento, ma vedo che tu sei veramente molto bravo. E poi tra l'altro stavo sfogliando la rivista Tifosi Napoletani e mi sono resa conto che tu hai anche giocato a calcio. Hai giocato anche con Maradona, è possibile? C'è chi ha vinto la Coppa UEFA con Diego. Io ho fatto qualche partitina. Hai fatto qualche partitina? Cos'è, a calcetto o a calcio? Io la prima volta che sono arrivato Diego andavamo a giocare
a calcetto praticamente al tennis club, giocavamo a Posillipo, poi giocavamo alla Villa Comunale, poi abbiamo fatto questa partita da Acerra, avevo il numero 7. Ad Acerra? Sì. Proprio il mio paese, Al tuo paese, di origine. Sì. Stavamo con Pasqualino, con Pusone, è stata una grandissima esperienza. Vedere Diego giocare insieme a tanti personaggi e soprattutto fare l'allenamento in un parcheggio dove c'erano le macchine ed un qualcosa che io sfido chiunque, Ronaldo, Messi non le guarderebbero nemmeno. Però sarebbe Queste veramente molto strutture. bello se i nostri telespettatori potessero guardare queste immagini. È possibile? Ma noi ce mandarle in l'abbiamo onda? qualche Vorrei immagine. vederle perché veramente Però rappresentano la storia del calcio. dobbiamo preparare. No, ci credo anche perché sulla rivista c'è tutto, però sarebbe Guarda, bello io ho fatto, mi dispiace che forse non c'è il filmato, non lo so, dovremmo trovare. Ho fatto 2 gol al San Paolo, giocammo Napoli contro i cantanti, io feci 2 gol. Si misero tutti quanti sulla porta con i caschi per non farmi segnare, io segnai lo stesso. Gennaro, scusami se ti interrompo, perché tu non lo sapevi, ma Magda mi ha servito un assist al bacio, perché se Flavio insomma è pronto, preparato, non è vero. io ti ho preparato una sorpresa, che tutti vogliono parlare di calcio. Però voglio dire, non tutti hanno avuto l'onore. Guarda, ma tu lo sai, ho segnato 4 gol contro il Napoli, scherza, 2 a Cassoccavo e la volta all'amichevole con l'Ippi. Probabilmente uscirà qualcosa, vedi? Se Marco era il portiere Massimo. Ho fatto 2 gol lì e 2 gol al San Paolo, Ma sembra veramente ci sono le immagini? Sì, e poi Io sono solo se felice. sono le immagini che mi ricordo io, c'è anche qualcosa di calcetto con la nazionale dei cantanti. Ho chiesto a Flavio di... E ma voglio vedere che tanti anni. Vediamo se è pronta la regia. Eccolo.
Ma complimenti, veramente sono stata contenta. Questo è un bellissimo ricordo. Tra l'altro in un mondo in cui tutti si improvvisano, questa è la dimostrazione che tu sei dentro nel settore veramente da tantissimi anni. Io mi ricordo pure che andavamo a giocare io, Antonio, Dirseu, però quando io ho visto Diego, Antonio non si ricorda questa cosa perché non c'era, spesso c'eravamo più con Dirseu con Antonio, poi con Diego era diverso perché Diego non chiamava i compagni di squadra, chiamava Massimo Albertoni, poi teneva tutto un entourage di amici con noi e andavamo a giocare. Pensa che Diego praticamente una volta mi ha messo vicino alla traversa. Franco, ascolta anche tu questo fatto, forse non l'hai mai sentito. Mi ha messo la traversa e mi ha detto sempre girati, e lui dall'altro lato del calcetto mi ha fatto mettere le mani così. Ho detto ma che vuoi? Ha tirato vicino alla traversa e mi andava sulle braccia. Ho detto guai che fortuna, che mazza te. Me l'ha fatto la seconda, la terza volta Franco mi sono girato e ho detto siamo campioni d'Italia. Tu dici che cosa significa? Quando io ho detto che l'Argentina lui ha vinto da solo, perché poi che ha fatto? Bertone era con me dalla parte mia, lui faceva il portiere, è uscito dalla porta Franco ma in qualcosa come 6-7 minuti, eravamo 11-0, 13-11. Cioè che significato può avere calcisticamente in 6-7 minuti 13 gol? No, ma quello che colpisce di più è questo, che un qualsiasi giocatore al giorno d'oggi non l'avresti mai visto in un campo infangato in mezzo a ragazzi a giocare, a divertirsi. Questo vuol dire che lui veniva dalla strada, nella strada era il suo pane, il suo ambiente, poi è diventato un campione, ma lui non si è mai tirato indietro di fronte a queste manifestazioni così anche di periferia. Ricordo anche noi, ai nostri tempi, andavamo in provincia al giovedì a fare la partitella e eravamo contenti. Ora, se i giocatori li porti a fare una partitella in provincia il giovedì, le fanno magari a porte chiuse, le fanno fra di loro, non vogliono correre rischi. Il giovedì è una giornata come un'altra. Invece per noi era quasi lo sfogo del lavoro, dei primi 2 o 3 giorni di lavoro, andare lì in periferia a ricevere gli applausi della gente ci faceva piacere. Franco, ma qui Maradona c'era il migliore calciatore del mondo, tant'è vero che c'erano 3-4 giocatori del Napoli, tutti quanti dicono ma che dobbiamo giocare, andiamo, Diego disse no, io ho preso un impegno per un bambino che deve essere operato e io gioco, chi non vuole giocare se ne può andare. Questa è l'umiltà dei grandi. Mamma mia, questo è quello che stavo dicendo, vale a dire, lui era un umile, era un generoso, era per i più deboli, lo è sempre stato. I migliori amici suoi erano i magazzinieri, i massaggiatori, quindi cosa vuol dire? Vuol dire questo. E poi i giovani, Celestini, Carannante, Puzzone, che salutiamo con grande affetto, e Muro e tutti gli altri, di Fusco, Filardi. Diego veramente ha dato esempio non di essere il campione in campo, ma io credo che fuori campo, che la gente non sa, molte persone non sanno Diego quanta beneficenza ha fatto, perché Diego non fa come gli altri che portano le telecamere, le cose, tanto non esistevano nemmeno. Diego l'ha fatto veramente senza ghiaccio, l'ho visto io. Il vero fuori classe si mette a disposizione degli altri, sia in campo che fuori. Franco, ma l'hai visto in quel fango nero nero? Penso che quella... Ma quelli erano i nostri campi. Io da Avellino, poi tu sai da Avellino com'era il campo. Sì. Noi vivevamo per dare tutto, uscire fuori che non sapevamo più neanche chi eravamo, andavi allo specchio e dicevi ma chi sei? Perché erano pazzeschi, però era bello. Questo Covid... che adesso è diverso, adesso non c'è un campo infangato, sono tutti biliardi. E quindi vabbè, stasera doveva essere con noi Francesco Palo, tra l'altro gli abbiamo dedicato la maglia attaccata sulla pelle, un ragazzo che per 10 giorni è stato uno dei giocatori più importanti della storia del Napoli, poi grazie a Prandelli e a qualcun altro che lo hanno fatto male in occasione di Napoli-Juventus, lì è finita la carriera con il Napoli, poi ha giocato in provincia, ma Francesco ha fatto sognare 6 milioni di napoletani nel mondo con quel gol raccontato da Ciotti, palo rete. Poi lo avremo qui tra qualche settimana, oltre il Covid c'è una moglie che non sta molto bene, noi lo salutiamo, e vorrei parlare di Napoli-Milan. Franco, con te che sei veramente per me un grande allenatore, che non ha trovato, secondo me, scusami se mi permetto, il mio pensiero, il procuratore giusto, perché oggi allenano persone che con tutti i rispetti... Non l'ho trovato proprio. Come? Non quello giusto, non l'ho trovato proprio, non l'ho cercato per la verità, però vabbè,
fa parte del modo di pensare delle persone, ognuno la pensa a modo suo. Comunque andiamo a questo Napoli-Milan, che è una bella partita, a mio avviso giocano alla pari, con un Napoli ovviamente forse leggermente favorito a mio avviso, perché ha trovato degli equilibri importanti, forse nonostante le assenze che potrà avere. Ecco. Al Milan mancheranno i due allenatori, che primo e secondo non è una cosa da poco, perché Pioli è un po' il guru di questa squadra, e al Napoli mancheranno dei giocatori importanti, che però mi sembra che il Napoli abbia le carte in regola per poterli sostituire. Voglio fare una domanda al mister Colomba, ma può questo incontro, questo match essere definito una partita scudetto? Beh, è un po' presto, perché i margini per recuperare o per fermarsi ci sono tutti, insomma non è una partita scudetto, però è una partita che darà delle indicazioni, perché tutte e due hanno delle qualità. Chi prevale acquisisce punti nel proprio io, vale a dire che si convince di essere una buona squadra. Una ora è prima in classifica, l'altra insegue, quindi il Napoli, pur con quella partita persa a tavolino, è sempre lì, quindi vuol dire che sta facendo un cammino importante. Ci sono due colossi in queste due squadre, Ibrahimovic per il Milan e Koulibaly nel Napoli. Chi la vince questa sfida? Secondo me non sarà un colosso, ma c'è Insigne che è il colosso. Ma colossi proprio dal punto di vista anche fisico. Ma anche perché c'è da aggiungere un qualcosa per Franco, anche questa domanda. Il Napoli manca Osimhen sicuramente. Sì. Diciamo le ultimissime, mister, posso permettermi con le ultimissime da Castelvolturno. Osimhen comunque... No, vabbè, Cavannante non Castelvolturno dai tempi quando faceva le ultimissime sono anche le mie. Se la giocano Cavannante non le diciamo le ultimissime. No, facci sentire, non sono queste le ultimissime. Vuole dire perché il presidente lo fa passare. Non si stanno, se la stanno. Questo è il quadro, eccolo. Sì. Osimhen infortunio, Bakayoko si è allenato, quindi la febbre gli è passata e sicuramente sarà in campo con il Milan, questo è certo. Sia Bakayoko e Osimhen in panchina, queste sono le ultime novità. Ospina giocherà a Meret sicuramente, perché Ospina è infortunato, probabilmente anche Lozano, che oggi non si è allenato e quindi giocherà Politano a posto di Lozano. Ha fatto anche gol in nazionale, però. Il nazionale ha fatto gol, e io non penso che giocherà Zielinski, ma giocherà Elmas a posto di Zielinski. Vediamo se è il piacere di Marco, perché Marco ha detto che vorrebbe Elmas in campo. Intanto questa è la formazione che dà regia, Meret di Lorenzo Rui. In difesa pensi che ci siamo? Sì. Al centro del campo Bakayoko, Fabio Vuic, e poi dopo invece Zielinski, invece Elmas, e Lozano invece probabilmente Politano, perché Lozano ha avuto anche lui risentimento muscolare. Ma perché tu ti faccio questa domanda e poi la passiamo anche a Franco. Tu ritieni che se la squadra partisse in questo modo sono i titolari? Io credo che più dopo è importante con quelli che entreranno che con quelli che giocano, anche perché le partite stanno finendo 96esimo, 97esimo, non più a 82esimo come hai detto la settimana scorsa, quando hai detto hanno fatto 4 cambi e Franco sosteneva che 4 attaccanti toglierli di mezzo è un danno, perché poi ti porti tutta la squadra nella tua area. Il pensiero di Franco Pozio, però il problema fondamentale considera che si gioca ogni 3 giorni, quindi i giocatori non è che possono fare tutte 90 minuti. Ma infatti le partite finiscono al 97esimo, però cambiare 4 attaccanti. Si gioca ogni 3 giorni. Sentiamo Franco. Franco, che ne pensi? Ma guarda, il Napoli ha nell'organico da poter giostrare meglio che negli anni passati. Sicuro. Ha trovato dei centrocampisti abbastanza intercambiabili. Ora, se non c'è Bakayoko ci sono altri. Ora, per dire, c'è la carta Petagna, ma c'è anche la carta Mertens davanti, cioè ci sono le alternative, c'è Lozano, c'è Politano, c'è Zielinski, che può fare anche il vice Insigne, può fare il vice trequartista. Ci sono tante varianti, per cui a mio avviso è un Napoli che qualsiasi cosa possa scegliere Gattuso è una cosa buona. Poi se vuole far rifiatare qualcuno che è tornato da oltreoceano
che ha giocato magari ci può stare, visto che Politano è fresco, Mertens ha giocato anche lui, mi sembra che ha anche segnato, mi sembra di ricordare, c'è Petagna che può partire, può entrare Mertens, Osimhen magari è meglio risparmiarlo perché è infortunato, non lo so, sono scelte che fa l'allenatore quando ce li ha a disposizione, li vede, li valuta e buonanotte. Ma tu pensi che le riserve, Franco, io le ritengo ormai titolarissimi quelli che entrano dopo, perché sono quelli che cambiano la gara in corso. Tu non so sì, è vero, ma infatti le partite, se tu hai dei giocatori di valore in panchina, tu veramente invece di calare alla distanza dai un'accelerata alla distanza, capito? Questo ormai lo si vede in tutte le squadre. Certo, se invece di avere giocatori di pari qualità più o meno ai giocatori decisamente meno qualitativi, anziché accelerare poi fai cavolate, insomma. Ma anche perché, Franco, quello che stai dicendo tu avvalora quello che dicevo io, anche perché Massimo ha detto ci stiamo affogando per dire chi gioca Politano. Per me sarebbe ancora meglio se gioca Politano, perché per me Lozano, con la velocità che sta dimostrando nelle ultimissime partite, soprattutto con Gattuso che è cambiato proprio come giocatore, spacca la partita con la sua velocità. E i giocatori che subentrano la spaccano, sì, perché come diceva Massimo si gioca ogni 2 o 3 giorni. Se ha avuto un problema muscolare, delle volte entrando dalla panchina non è la cosa migliore, però queste sono valutazioni da fare al momento. L'allenatore ce li ha a disposizione tutti quanti, anche se per pochi giorni, meno giorni, e capisce come stanno di concerto con il medico e con i giocatori. L'allenatore non può sbagliare la scelta perché un giocatore vuole giocare ma non è in condizione, oppure lasciarlo fuori perché pensa sia stanco. Si parla, si guarda, si valuta e l'allenatore decide. Bene, adesso Gennaro c'è un videomessaggio da parte di un tifoso. Se la regia è pronta. Ciao Gennaro, buonasera a te e a tutti gli ospiti in studio. Sono Pasquale Borriello da Merano. Come già sai stiamo allestendo un club e faremo parte del coordinamento fans napoletani nel mondo. Volevo farvi 2 domande. Uno, volevo sapere se per voi Lozano è stato recuperato da Gattuso. Ero anche interessato a sapere secondo voi com'è stata la prova di Fabian con la sua nazionale. Vi auguro una buona serata e sempre Forza Napoli. Penso che te la diamo a te, anche perché Ruiz c'è un bel sinistro come il tuo. E poi Lozano diceva si è consacrato per lui forse. Come? Com'è stata la prova? Ha detto la prova di Ruiz con la Spagna. Vabbè, io dico la verità, non l'ho vista. Io so soltanto che insomma Fabian Ruiz è un giocatore vero. È stato determinante, ha fatto 3 assist. Fatto 3 assist. È stato determinante. Fabian Ruiz è un giocatore vero che può solo ancora migliorare, perché a volte è un po' troppo lezioso, però c'ha corsa, c'ha fisico, c'ha tecnica, c'ha il tiro, ha tutto quanto, quindi è subentrato. Credo che la vicinanza di Bakayoko gli faccia molto bene, perché lo libera un po' dal poter fare la regia. Bakayoko, per come lo vedo io, è un giocatore che deve solo rompere il gioco e consegnare palla, quindi Bakayoko la conquista, la dà a Fabian Ruiz, poi la può dare a destra, la può dare davanti e trova qualità dappertutto, però lui deve fare la diga. Ha detto e la difesa, secondo me, se quest'anno farà meglio, lo farà proprio perché c'è un giocatore fisico davanti a proteggere. Franco ha detto anche se Lozano ormai lo ha consacrato, Gattuso ci crediamo? Questa è la domanda. Sì, ma Lozano era buono anche prima, solo che quando arrivano dall'estero, tu basta guardare Eriksen adesso, è arrivato, dice pensa arriva qua, gioca subito, titolare, e invece l'Italia è un posto un po' particolare. Vieni qua al Napoli dove c'hai Caleon, Insigne, Mertens, e giocare titolare non era facile, no? Per cui viene messo in discussione, gioca, magari non incide, succede. I giocatori hanno bisogno di fiducia, tutti, e in particolare quello che viene dall'estero, pagato tantissimo, convinto di essere forte, poi quando ha giocato all'inizio non è stato forte, la gente l'ha preso di mira, l'allenatore lo toglie, si demoralizza
e poi invece arriva Gattuso che prima lo manda in tribuna e poi dopo invece capisce che Gattuso l'ha fatto per il suo bene. Questa è una delle cose buone, oltre a tante altre che ne ha fatte, che ha fatto Gattuso, che ha stimolato un po' tutti, da Insigne a Lozano a tanti giocatori. Mister, posso fare due domande? Una sulla famosa, diciamo così, discussione Ospina-Meret. A lei cosa pensa al riguardo? Una domanda riferita. No, questa è una domanda. Ma tua? È una domanda. È una domanda sua. E secondo l'idea sua, lo scambio Milik-Vesino potrebbe essere utile al centrocampo del Napoli? Non lo so, come caratteristiche non lo so, perché lui è uno da incursioni, se gioca a 3, in un centrocampo a 3 secondo me sì, centrocampo a 2 forse meno. Per quanto riguarda Ospina e Meret è abbastanza chiaro che il mister Rino preferisce Ospina esclusivamente per il gioco con i piedi, perché tutti e due sono ottimi portieri a mio avviso. Ospina è un po' più qualitativo con i piedi e siccome il Napoli ha l'ambizione di poter giocare molto spesso da dietro, diventare l'uomo in più da dietro, per il Napoli è importante, anche se qualche volta a mio avviso rischia un po' troppo, però Ospina sotto questo profilo dà garanzie di più, per cui credo che Gattuso sceglierà lui. Mister, hai detto due cose che io condivido perché l'ho detto qualche settimana fa, mi fa piacere che il mio discorso è stato avallato con il tuo, però credo in una cosa importante. Io e Massimo facciamo sempre questo scontro Meret-Ospina. Io credo che Ospina attualmente abbia i piedi un po' migliori, ma io credo che con l'esperienza Meret, oltre alle mani come hai detto tu, diventerà anche più bravo con i piedi, e sono sicuro che, perché ha almeno 7-8 anni in meno, e questi sono determinanti per il futuro di un portiere, che tu sai, io ho visto dei portieri tipo Castellini, no? Che con i piedi non sapeva giocare, poi l'ho visto nell'età avanzata negli allenamenti tutti i giorni e vedevo Luciano Castellini come insegnava a tagliare la tela e tanti altri grandi portieri, e questa è la dimostrazione che il portiere giocando con i piedi, invecchiando, diventa forte, tanto è vero che Di Fusco fece il centravanti, e sono convinto che Meret diventerà anche con i piedi più forte di Ospina. Segnatevi questa data che l'ho detto nel 2020, questo è per Massimo Spartani. Ma poi il Napoli ha bisogno di due grandi portieri. Bravo. Perché le squadre che hanno ambizione di vincere qualcosa non possono avere il secondo portiere la metà del primo, devono avere due portieri che si equivalgono, perché se poi lo metti dentro e ti fa un errore, ti commetto, a parte si brucia e viene bruciato dal pubblico, poi si perdono punti. Invece due portieri forti, certo periodo magari uno scende, cala di forma, non sta bene, ha qualche problema, fa qualche partita all'altro, finché ci può essere una rotazione. Al momento mi sembra che abbia scelto Ospina perché... Domenica intanto crede che gioca Meret, perché Ospina mi sembra che c'ha la... Fortunato. E quindi il Napoli è tranquillo. Infatti che lo diceva a Massimo, che Massimo dice no, farà giocare sempre Ospina, ho detto oltre a farli giocare tutti e due, perché non gli conviene né perdere l'esperienza né perdere il futuro. Credo che un allenatore intelligente come Rino Gattuso crede che non sia stupido da fare un errore del genere. Sono d'accordo con te quando dici che ci devono essere due grandi portieri, e abbiamo la fortuna, al cospetto di tante squadre in Serie A che lottano per vincere, il Napoli è più completo anche sotto questo aspetto. Sì, direi di sì, che il Napoli è migliorato, come equilibrio di organico è sicuramente migliorato, ed era una carenza del passato recente, quindi ha fatto un passo in avanti. Magari qualcuno ha fatto un passettino indietro e allora ci sta che possa arrivare qualcosa di più. Anche Nikita Contini, che è un portiere, ho visto che hai messo un posto, terzo portiere del Napoli, che è fortissimo. Certo, prima la Juve teneva Piloni. Ma perché secondo te Nikita è molto bravo, una promessa del calcio. Secondo te può diventare più forte di entrambi, come dici tu? Secondo l'idea mia sì. Nikita Contini ha delle grandi potenzialità
Io credo che Qual è il suo curriculum? Spiegaci, tu che hai fatto il portiere, spiegaci il curriculum. No, perché stai dicendo questo? Vogliamo capire. L'ho visto giocare parecchie volte. Ma giocare dove? In allenamento? Sì. Ma io credo che in una partita è molto... Non mi fa il mandante lui. È una mia osservazione. L'ho detto, l'hai visto? No, l'ho visto pure. Noi avevamo un grande portiere che aveva disputato, fece arrivare il Napoli di nuovo in Serie A, che era Nando Coppola, che io saluto con grande affetto. E Nando Coppola veniva messo in discussione, perché Nando Coppola avrebbe meritato veramente una carriera ancora più importante, a parte che ha giocato fino a poco fa, ha fatto molto spesso il secondo in grandi club, ma Nando Coppola meritava di più. Una cosa, Amici, io credo che Gattuso preferisce Ospina non solo per il fatto che sappia giocare bene, perché forse Meret deve ancora prendere l'acquisizione della difesa, cioè Ospina riesce a governare maggiormente la difesa, mentre ancora Meret, forse perché è ancora giovane, non riesce a governare io bene non la ci difesa. credo in non questo. So se questa è la sua considerazione. No, sentiamo un attimo. Ma tu stai stasera siamo Colomba, poi dopo sì, ma stasera, scusa Franco, stasera stai offendendo i calciatori, offesi Insigne, mo stai offendendo allora, Meret. Ma chi ti sta dicendo queste cose? Franco, questo signore, voi riportate, vedi questo, che le cose riesci a fare arrabbiare Massimo Spannello. Scusami che lo dico. L'italiano non devo parlare in napoletano forse per fartelo capire. Questo signore vuole che napoletano è una lingua, Massimo. Perciò. Allora tu stai riportando delle non riportare per quanto concerne il discorso che ti ho detto. Ma il tuo pensiero, diceva Antonio Carannà. Su Ospina che dirige meglio la difesa, sì, secondo l'idea mia sì. Esprimiti. Ok, Franco, sei d'accordo con quello che dice Massimo? Ecco qua, bravo. Diciamo che è quello che traspare ogni tanto da qualche dichiarazione anche dell'allenatore, no? Vale a dire, ma è l'esperienza, voglio dire, fa parte del bagaglio di uno che è più giovane e che ancora deve fare una crescita. Siccome il Napoli non si può permettere di sbagliare, perché quando, ripeto, l'ho detto anche prima, quando punti a vincere qualcosa devi fare meno errori. Presume l'allenatore che Ospina ne faccia di meno. Franco, queste sono le dichiarazioni di Gattuso, ma il mio pensiero, lo posso dire, io credo che è più tranquillo Meret che Ospina, lo dimostra il fatto del gol di Immobile, ma lo dimostra anche in altre occasioni che ha perso qualche palla. Io sono un po' paura, perché io credo che, l'ho detto anni fa, io credo che con i piedi dovrebbero giocare i difensori, utilizzare il portiere per l'occasione, perché credo che tra un portiere e un difensore che oggi hanno quasi tutti i piedi buoni c'è una bella differenza, non so tu cosa ne pensi. No, ma sono d'accordo, cioè il portiere va scelto prima di tutto perché perché è bravo, perché nelle uscite è forte, perché sa stare in campo, perché guida la difesa. Se ha anche i piedi, al giorno d'oggi è un valore aggiunto, è un valore aggiunto perché se tu vedi il portiere al giorno d'oggi costruisce il gioco, è quello che fa uscire la palla dalla parte giusta, che è lo sfogo, lo sbocco per un difensore pressato, dove se il pressing lo vanno a fare sul portiere si libera il difensore. Ecco fatto, quindi è tutto un discorso che, siccome il Napoli ha la pretesa giustamente di giocare a calcio, così come ce l'ha la nazionale, non so se hai visto Donnarumma l'altra sera, la nazionale lo fa bene questo, lo fa bene, quindi perché riesce a trovare sbocchi sempre o quasi sempre di gioco a destra, a sinistra? Perché il portiere fa da vertice e se pressano lui si libera il difensore. Mister, doveva essere la partita Osimhen-Ibrahimovic, invece cambia tutto. Chi secondo te può essere? Lei prima diceva Koulibaly è un difensore, lo abbiamo anche confrontato sul giornale. Tu che pensi? Chi potrebbe essere invece l'antagonista da quest'altro lato, dalla nostra squadra del cuore, a sfidare il più forte, che Ibra, nonostante i suoi 39 anni, riesce ancora a muoversi bene e a fare la differenza? Beh, Ibra non è molto dinamico, per cui un difensore di stazza come Koulibaly, che va sull'anticipo, che può giocarsela anche sotto il profilo fisico, sicuramente è l'uomo ideale, insomma. Per cui Ibra però ha il colpo in canna, magari lo porterà fuori e manderà dentro gli altri, perché Ibra quando sente il fiato sul collo è uno che viene dietro, fa girare il gioco e poi la va a concludere. Ecco, lì è pericoloso, perché il difensore quando è senza palla non lo marca, e allora se lui arriva di peso a saltare di testa,
anche se Koulibaly è bravo, però Koulibaly come Carannante sa è spalle alla porta, e invece l'attaccante di fronte rischia grosso, ecco, secondo me. Per cui sarà un bel duello senz'altro, dove sull'anticipo può vincere Koulibaly, però quando la palla arriva in area deve fare attenzione. È l'inverso, il napoletano più forte con chi dovrebbe fare il duello con la squadra avversaria, con il milanista. Secondo te chi sono i due giocatori più importanti da un lato e dall'altro, come difensore e come attaccante? Secondo te Insigne potrebbe essere, con questa notorietà che gli hanno dato questa settimana, anche perché, devo dirti la verità, non ho mai sentito un telecronista o Rai o Sky o Fininvest elogiare così tanto un calciatore come il telecronista, e gli faccio i complimenti, ha elogiato Insigne, perché di solito anche in questo sono stati di parte e hanno elogiato sempre i giocatori dell'estremo nord, Milano, Inter, Juventus. Non so il tuo pensiero qual è? Beh, Insigne in questo momento è in uno stato di grazia. Anche lui ha giocato ieri, voglio dire, quindi non è facile ripetere le prestazioni, però di sicuro lui ha un'arma che è la genialità. Adesso ha imparato a non dribblare così, in maniera forsennata, sempre e comunque. Quando può, quando ha lo spazio per poter saltare un uomo, o anche se non lo salta del tutto, riuscire a mettere la palla, lui la mette. Una volta invece insisteva, qualche volta la perdeva, soprattutto quando non era in condizione, e adesso invece ha imparato che quando è pressato e sa che non lo può saltare, la gioca, e la gioca in un gioco di squadra, perché in nazionale è così, anche nel Napoli è così. Una volta si sentiva lui l'unico giocatore per poter dare una palla a gol, ora invece sa benissimo che essendoci una manovra collettiva, scarica qualche volta queste responsabilità anche agli altri e lo fa in maniera intelligente. È quasi immarcabile, per cui chiunque lo marchi, lui quando la deve dare la dà, se può dribblare e mettere palla la mette, se può tirare tira. Non è facile, lì da quella parte chi c'è? Calabria mi sembra, quindi Calabria è un buon giocatore perché spinge anche, quindi dovrà esserci un'organizzazione di squadra che qualche volta lo solleva da questa fatica, anche perché l'altra sera l'ha fatta grossa la fatica, ieri sera. Penso che Insigne sta diventando un grande uomo assist, perché veramente in quello ultimamente anche in nazionale, al di là del gol annullato, sta facendo dei passaggi straordinari, illumina la squadra, il gioco della squadra. Ma non ci dimentichiamo che oltre ad avere dei record come napoletano, come assist, ma potrebbe girare a 100 gol quest'estate, a terminare questo campionato intorno ai 100 gol, potrebbe anche superare i 100 gol, per cui è un uomo che fa la regia ma fa anche i gol. Per essere un attaccante esterno sono tanti. Sono tanti, mister. Se mettiamo gol e assist e pali, che mi ricordo qualche stagione ne ha presi tanti, ha preso anche l'altra sera, quindi, perché tutti lo sanno che fa quel tiro, ma poi alla fine lo fa sempre, quindi come Del Piero, come Totti, sono quei giocatori che fanno la cosa migliore da fare, lo sai che la fanno, ma te la fanno lo stesso. Diciamo che l'ho fatto anche un gol prima, se l'hai visto così, l'ho messo nell'incrocio. Mo te stai allargando troppo, Aspetta. No, volevo dire Insigne che ha ringraziato Gattuso, perché io credo che proprio il fatto del potenziamento fisico è stato molto importante per Insigne, secondo me. Perciò ha detto ringrazio Gattuso perché mi ha potenziato molto anche fisicamente. Perché lui mancava proprio quello, poi dopo alla fine un po'. Gattuso, io ho ritrovato in Gattuso, non so se sei d'accordo, mister, tu hai fatto sia il numero 10 come Insigne, sia l'allenatore. Gattuso io l'ho ritrovato come l'uomo che scende in campo e fa il Maradona con i compagni, perché l'allenatore lo sa, ha un carisma particolare, tu me lo insegni. Questo a me mi è sembrato che è sceso in campo con i giocatori, non ha fatto l'allenatore, ha fatto il calciatore e poi ha fatto l'allenatore. Avendo poi vinto tantissimo come calciatore, avendo poi fatto il passo da allenatore, è stato un momento particolare facendo quell'amicizia con i giocatori. Lui per tutti non è ancora Gattuso, è Ringhio, no? Sì. Cosa vuol dire? È quello che ha vinto il mondiale, è quello che era il carattere della nazionale, era il carattere del Milan, quello che è andato in panchina, ha preso per il bavero Jordan quando in quella partita, ti ricordi che il Milan giocava
in Coppa. Per cui è un giocatore che ha questo carisma tutto suo, che i giocatori lo seguono, sotto il profilo del carattere lo seguono. Però Gattuso non è solo quello. A me dà fastidio quando viene citato solo perché, fra virgolette, per il soprannome Ringhio, perché Gattuso la squadra la fa giocare. Il Milan, io l'ho visto, il Milan di 2 anni fa, quando lui era a Milano, il Milan giocava bene e non è che avesse ereditato una squadra che giocava bene. Qui l'ha ereditata perché insomma il Napoli di Sarri e Ancelotti tutto sommato ha fatto buone cose, però lui gli ha trasmesso quello che mancava, vale a dire gli ha dato carattere, grinta, agonismo, li ha potenziati come dice Insigne a livello fisico, e però ha mantenuto le caratteristiche tecniche e migliorando anche l'aspetto tattico, che insomma quando può pressare pressa, quando deve un attimo rintanarsi dietro lo fa, perché poi il calcio, Carannante mi può confortare in questo, non è che uno può pressare 90-100 minuti allo stesso ritmo sempre e comunque, bisogna rifiatare, si pressa un quarto d'ora, poi si rifiata, si pressa un altro quarto d'ora, poi si rifiata. Questo è il calcio. Radice è una cosa che ci ha insegnato quell'anno lì, era questo, dice voi partite a sprombattuti i primi 20 minuti, poi rifiatiamo un attimo, vediamo se abbiamo segnato bene, se no prendiamo fiato, e poi tutti gli inizi partita ci faceva pressare 20 minuti di fila, l'avversario qualche volta soccombeva, ma poi c'erano anche i momenti da rifiatare, non è? E Gattuso in questo è stato giocatore innanzitutto, è campione del mondo, quindi ha avuto i migliori allenatori e le trasmette queste cose. Ma quali sono le squadre che potrebbero appunto vincere lo scudetto quest'anno? Insomma, quando parli di Juve, Inter, il Milan si sta proponendo bene, non so fino a che punto avrà la continuità, perché non so se ha un organico con i cambi giusti il Milan, e poi il Napoli ovviamente. Queste secondo me. La Roma c'è secondo te? Come? La Roma c'è secondo te? Insieme a queste quattro? La Roma e Lazio già quest'anno hanno fatto, la Roma soprattutto ha fatto un miglioramento importante. Ho visto un giocatore che pensavo fosse arrivato un po' alla frutta, che è Pedro, ma invece Pedro tanta roba veramente, c'è ancora il cambio di passo, vede il gioco, fa assist, fa gol. Credo che la Roma abbia trovato, fra virgolette, il nuovo Totti, ecco, nel senso che se gioca così con continuità è veramente un bel giocatore. È uscito fuori, non è più in corsa l'Atalanta, è uscito fuori moda ad un certo punto. No, l'Atalanta fa fatica a reggere le due competizioni, a mio avviso. C'è riuscita, ma secondo me quest'anno qualche cosa lascia per strada, perché giocare al ritmo che hanno giocato loro negli ultimi 4-5 anni non è facile, proprio per quel discorso che facevo prima. Mister, vuoi dare un voto invece a Mancini? Ti dico il perché. Uno che ha fatto innamorare di nuovo la nazione della nazionale, un uomo che ha fatto giocare tutti i giocatori d'Italia, ovunque essi giocassero, ed è stata una cosa molto bella, una scelta secondo me, tu non so da collega forse, io da uomo di calcio, da uomo di sport gli do un bel 10, non guarda, perché si è sposato una napoletana, ma perché veramente ha portato tanta simpatia. Io fino a questo momento gli do 10 anch'io, perché do 10 anch'io, perché ha avuto coraggio, è anche vero che ha preso un rottame di nazionale, quindi poteva solo migliorare, ma l'ha fatta migliorare veramente, soprattutto nell'identità di squadra, ha scelto giocatori giovani, bravi, perché gli ha dato fiducia, e questo secondo me è il suo grande merito. Vediamo adesso ad esempio la Germania, che anche la Germania sta puntando sui giovani, però ha avuto un mezzo tracollo fino a questo momento, e invece Mancini, puntando sui giovani di qualità italiani, è riuscito a ottenere già un primo risultato, che non vuol dire che sarà sempre così, perché dobbiamo essere onesti, quando si affrontano poi le squadre migliori diventa tutto più complicato, però per l'Italia, che era fuori da tutto, riuscire a entrare di nuovo
nell'elite del calcio europeo è una bella cosa, quindi merito a lui. E poi diciamo pure che ha uno stile tutto suo, un modo di essere tutto suo, che è un po' italiano, un po' inglese, veramente mi piace, diciamo che ci fa fare bella figura in tutto. Diciamo che i complimenti l'hanno fatto anche a Michele Uva che scelse Mancini. Beh, questo sì. Vabbè, diciamo che tutto il contesto che... Assolutamente, chi l'ha scelto non ha sbagliato. Sembra che... Io all'inizio ero suscettibile, poi dopo devo dire la verità, anche perché Mancini non mi ha mai entusiasmato, però il nazionale lo ha fatto. Caro Annante, qual è il tuo pensiero? Sulla nazionale, Mancini è, anzi come selezionatore forse è uno di quelli più bravi, che poi ha fatto sia la nazionale sia... Come selezionatore lo scegli, non come allenatore? No, un allenatore anche bravo, Mancini. E poi comunque diciamo che non sono scelte scelte fatte, perché comunque mancano un sacco di calciatori. Quest'anno anche lui ha dei problemi a selezionare la nazionale, la nazionale mancano un sacco di giocatori, quindi lui in base a quello che mancava è riuscito comunque a fare una grande squadra. Adesso bisogna vedere nelle partite importanti chi inserirà in questa squadra, chi pagherà, perché adesso non so se lui andrà avanti con questo gruppo, metterà quei 3 o 4 giocatori senatori che stanno fuori. Allora volevo dire, Franco, voglio tornare un attimo al Covid. Stiamo perdendo tanti pezzi, strada facendo. È morto il fratello di Anna Carrino, una grandissima amica, tra l'altro erano in tanti a volare con la travel della Buonanima di Sergio De Vita. Io voglio salutare la famiglia di Anna con grande affetto, la perdita di Enzo che ci seguiva, era un grande amico. È un momento difficile veramente per questo Covid. Dobbiamo far capire alla gente che non bisogna terrorizzare le persone, però bisogna fare un po' di attenzione, amici, perché veramente ci sta lasciando la vecchia Italia. Può capitare a chiunque ovviamente, ma ci stanno lasciando quelli che hanno fondato l'Italia, quelli della guerra, quelli della passione, quelli dell'amore, quelli che crearono un vero calcio, quelli che hanno creato l'amicizia. Oggi anche Alfredo Pigna ci ha lasciato. Come? Alfredo Pigna. Il giornalista di Napoli che conduceva la Domenica Sportiva, Alfredo Pigna. Alfredo Pigna, Genni. Oggi proprio. Bello, quello faceva la Domenica. Io ero piccolo e storico. Alfredo Pigna era un grande. Alfredo Pigna è... ci ha lasciato ci dobbiamo, voglio dire, perché tu hai visto quel post che ho messo sulla pandemia spagnola del 18-19. Allora, in effetti la pandemia iniziò, poi dopo ebbe un picco nella seconda ondata, proprio a gennaio. Poi terrorizzato, hai detto il terzo? No, è nel senso che è quello che bisogna starsi attento. Ci sarà una terza ondata, se bisogna, dopo questa seconda ondata, ci sarà un'altra calma, ma se noi non abbiamo i nostri protocolli, mascherina, distanza, potremo avere una terza ondata, quello che è successo dopo la prima. Quindi bisogna mantenere sempre, almeno per un anno ancora, finché non facciamo tutto il vaccino, una certa di mantenere sempre le stesse distanze, le stesse regole. Dobbiamo essere responsabili, perché questa è una questione di responsabilità. Ma io quello che dispiace è vedere qualche giovanotto, che cammina e magari sfotte anche, entrano negli ascensori, anche a volte anche persone più grandi di età. Quello che dà fastidio è vedere poi morire delle persone per Covid. È vero che hanno incigantito e muoiono solo di Covid, però è pur vero, perché poi ci sono degli interessi, 2000 euro, le mascherine, ma è pur vero che comunque stanno morendo tante persone che noi conosciamo e non possiamo dire non è vero. Io ho tenuto mio fratello Tonino, che è stato con affetto in ospedale a Milano, è uscito fortunatamente con i suoi 70 anni ed è una cosa bella perché eravamo preoccupati. È uscito stamattina, finalmente si sentiva alla grande, definitivamente. Poi l'ho avuto anche Antonio, l'hanno avuto tanti amici, tante persone che noi salutiamo con affetto e con la speranza che possa terminare al più presto. L'ho avuto quando meno me l'aspettavo, perché nella mia testa ho detto l'anno scorso all'ondata e non l'ho presa, ho detto non la prendo, invece quando meno te l'aspetti... Quando la sottovaluti, come diceva Sparrelli. Però Jenny, io ti posso dire che abbiamo anche una malinformazione,
perché io se sento le televisioni chi ne dice uno e che parla. Tu sei stata a casa e lei? Sì, io subito l'ho sconfitta a casa, come avevo subito l'influenza, subito attaccato, il mio dottore subito attaccare, io attacco sempre, lo sai, no? Sì. Io subito attacco, non è che aspetto. È normale. E ti posso dire che i ragazzi io li ho visti perché loro hanno saputo che non sono attaccabili, diciamo che i ragazzi... ma fanno male agli altri, ai genitori, alle famiglie. Ma però questa cosa che succede, Gennaro, che noi tutti, chi lavora, chi ha fatto il suo dovere, i ragazzi fondamentalmente vanno ai baretti, vanno ai bar, perché loro non prendeva, però non sanno che comunque hanno creato problemi a casa, perché poi l'hanno portato a capo, quindi è stata la malinformazione, perché poi Jenny hanno sbagliato anche delle cose, perché non mi chiudono i mezzi pubblici, anche quello non è stato, oppure fare delle linee. Però c'è da aggiungere una cosa. Io non voglio, ho sentito tante cose e la cosa oscena è che la malinformazione. E poi la cosa che a me mi è dispiaciuto, Gennaro, la cosa più brutta, la cosa più scena per la nostra città, che noi abbiamo comunque lottato fino a un certo punto, e questo cosa l'abbiamo anche fatta bene. La cosa che è successa fra il nostro sindaco e De Luca, sono d'accordo. Noi stiamo sulla stessa barca, stiamo remando grazie a voi e a un certo punto hanno buttato i remi fra di loro. Cioè, non mi è piaciuto. Hanno fatto fare una brutta figura a noi napoletani che siamo stati molto bravi a stare in casa, abbiamo rispettato le regole, si è fatto il sacrificio, c'è gente che ha chiuso i negozi, c'è gente veramente, però ci si è aiutato. Adesso c'è un momento invece di cercare di darci una mano. Hanno fatto una brutta figura, non mi interessi i loro interessi, però Gennaro siamo rappresentati in questo momento qua da due persone che hanno fatto due bruttissime figure, sia il sindaco e sia il nostro... Se mi permetti però di aggiungere qualcosa, sono d'accordo con te, però dicendo, scusa, aggiungendo che il sindaco poteva evitare di fare questo. Lui non mi è piaciuto, ha fatto proprio il peggiore. Poi De Luca la risposta non doveva cadere in questa trappola, ma il sindaco che sa che sta per finire di brutto, non lo so. Posso essere d'accordo con Antonio anche sul discorso dell'informazione. Oggi, non faccio il nome del giornalista, ha messo una foto di un assembramento al centro Apple Store, che era invece una foto vecchia, quando Napoli era ancora in zona gialla, e quindi si fanno ancora fake news. Fanno le cattiverie. Era del 13 quando è uscito. No, accusare in questo momento qua, come anche la politica, adesso in questo momento qua, non bisogna dire chi ha sbagliato, bisogna cercare di... Non so chi sia stato, per me bisognava chiudere, non mi interessa, io il mio pensiero da cittadino, ma non si bisognava chiudere le province, non bisognava mandare... Si sbagli in due... Non si dovevano mandare in Spagna, in Sardegna, hanno dato il premio, in Croazia, perché evitando queste, là si incontra tutta l'Europa, che sono i posti che più la gente l'ha fatto la Cina. Cioè, come? Quello che dice l'ha fatto la Cina e adesso stanno bene, che hanno chiuso le frontiere. Vabbè, lasciamo stare quello che vogliono andare. Hanno dato i bonus vacanze, invece hanno invogliato ad andare in vacanza e peggiorare le situazioni. Però quello è stato... Lasciamo agli esperti quello è stato lo Stato, ha dato un bonus per la vacanza, che poi visto che è successa la discoteca, là, ci sono andati hanno aperto discoteche, io però parlo della mia città, che mi rappresenta un sindaco e non è stato bello quello che è successo. Vogliamo che loro vanno d'accordo, che loro insieme in questo momento qua c'è bisogno, poi dopo vi incontrate, prendetevi a cazzotti, per in questo momento qua non vuoi sentire di qua e di là, non mi piace, è una cosa vergognosa. A me personalmente, io non guardi quello, tante ve lo sai, mi ero presentato alle elezioni, mi sono tolto di mezzo, ho visto un qualcosa che non mi piaceva, ho lasciato tutto, perché per me non conta quello che contano gli uomini. Però De Magistris a me personalmente non è mai piaciuto, perché Napoli non è solo il Vomero o i posti dei VIP, Napoli è anche il popolo, e il popolo viene praticamente bistrattato, c'è anche Forcella, Sanità, Secondi Chiari, c'è tutto, Napoli è Napoli, la Campania è la Campania, perciò facciamo gli uomini seri, cerchiamo di voler bene questo luogo, ognuno deve difendere i propri luoghi, cercate di voler bene il nostro luogo, non guardate gli interessi, aiutate le persone e cerchiamo di fare una buona sanità per programmare il futuro, che tutto ciò non possa più accadere. Franco, scusaci per questo passaggio. No, ma comunque ascoltate, chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché onestamente a livello brutte figure in tutta Italia, da nord a sud, se ne sono fatte abbastanza. Bravo.
dico la verità, perché se guardiamo la Lombardia, se guardiamo qualsiasi, il Lazio, dovunque si sono fatte brutte figure, perché tutti si atteggiano a risolutori e poi nessuno risolve niente. Si viene smentiti, tu dici una cosa, sei convinto che sia quella giusta, invece dopo 2 ore, 2 giorni, una settimana è tutto il contrario. È chiaro che governare in questa situazione è difficilissimo, però è anche vero che a volte insomma, la differenza la fanno gli uomini, e gli uomini, se non sono quelli giusti, è un problema. Franco, bisogna comunque, posso dirti, la vergogna sai qual è? Io da cittadino vedo che ci sono milioni di persone che non lavorano, tra l'altro molti professionisti, ma a chi aspettano a mettere i vigili per le strade, a chi aspettano come 50 anni fa, quando per i quartieri delle nostre città c'erano i netturbini che andavano praticamente a pulire i quartieri, a chi aspettano a dare posto agli infermieri, ai dottori, invece si fanno praticamente figli e figliastri, si fanno emergere persone perché appartengono al bottone, a questo, a quello, ancora con queste cose. I dottori devono essere all'altezza, gli infermieri, bisogna lavorare su questo per migliorare una sanità e per migliorare la gente, perché la qualità della vita negli ultimi anni si è abbassata per questo motivo, perché le istituzioni sono disorganizzate e sono una vergogna, pensano solo agli interessi. Tutti i politici, abbassatevi la mensilità e aiutate le persone, vergognatevi, questo è il problema grande. Beh, come conclusione non è male, dai. Vorrei dire che oltre al danno economico e alla salute vogliamo guardare anche all'aspetto psicologico di molte persone. Tante persone sono rimaste senza lavoro e noi sappiamo benissimo che nella busta paga non ci sono solo soldi, ma c'è la dignità di una persona, e questo in questo momento posso dire viene una a cosa? mancare. L'uomo che più ho odiato politicamente io per quanto riguarda lo sport, perché il calcio che mi apparteneva, era Salvini, perché praticamente i cori razzisti, io infatti me ne sono andato dalla politica per questo motivo, avevo fatto queste, poi vedendo queste cose, perché mi aspettavo le scuse da quest'uomo, però quest'uomo che aveva fatto cori razzisti non solo diceva che erano da spalti, non era vero, ma erano anche da dove loro facevano le conferenze, le riunioni. Quest'uomo lo hanno rivalutato, perché alla fine fanno scendere, noi non siamo razzisti, dove viviamo noi ci sono, si può dire, gente di colore più di noi, però hanno rivalutato perché aveva ragione di non far scendere queste persone, ma in questo momento soprattutto, perché non vengono praticamente sorvegliati, non vengono misurati febbre, non hanno i documenti. Questo per me è una cosa gravissima. Ed inoltre dice fermate le cartelle esattoriali, non solo la gente non ha possibilità di mangiare, deve anche pagare. E oltre queste cartelle che vengono messi peggio degli usurai, parlano di camorro, malavita, loro lo fanno ufficialmente, perché quelli si prendevano il 3, il 4%, loro si prendono il 300%. Questa è la vergogna, che sono usurai ufficiali come dei delinquenti allo Stato. E stanno massacrando i poveri cittadini e poi si prendono le tasse. Hanno fatto delle manifestazioni, diciamoci la verità, c'è stato qualche errore, che c'è gente che si arrabbia, ma avevano ragione. La gente non può più vivere così. È normale che tra la vita e la morte uno sceglie la vita, però sicuramente se andiamo avanti così si morirà in un altro modo. Parole Franco, sante, dai, parole sante. Ci chiudiamo così, parole sante, e ti ringrazio. Franco, noi siamo proprio, ti ringrazio per questo elogio, mi fa piacere, perché io non sono un uomo di cultura, non mi permetto di entrare in determinate cose, però da cittadino vedo queste difficoltà non si vive di cultura, si vive di sacrificio, lavoro e sudore. La cultura è il di più che ti aiuta in determinati momenti, però se non hai il pane, se non hai la famiglia, se non hai dove andare a dormire, è dura. Mi rimpiango in questo momento che avrei voluto una persona che ha perso la vita a causa di questo. Lo avrei voluto al mio fianco per spiegarci un po', perché era praticamente, culturalmente era la Bibbia, non solo parlando proprio di chiesa, ma anche parlando proprio di vita, di cultura, che era Enrico Tuccillo, un grande uomo, un grande personaggio. Abbiamo perso un qualcosa di importante a Napoli, perché avrebbe potuto dare dei consigli anche alle istituzioni che non si sono dimostrati all'altezza. Torniamo a Napoli-Milan per il risultato, siamo in chiusura, mister. Cosa pensi tu? Che cosa possa accadere realmente da quello che hai visto in queste prime 6-7 giornate di campionato? Ma io credo il Napoli la possa spuntare, perché
non è che vedo una squadra più equilibrata, più forte. Dai, poi il Milan, secondo me, Pioli e Murelli, 2 allenatori, sono importanti, perché è una squadra che crede ciecamente nel proprio allenatore. Franco, sono pazzo se dico il 50% lo scudetto è del Napoli? No, pazzo no, il 50% è tanto, ma non è tantissimo, vuol dire che ci sono altre squadre che se la possono giocare, quindi io credo che realmente ci sia un bel po' di equilibrio. Ma la do per la più accreditata, per quello che tu poi hai confermato di quello che diciamo noi, è una squadra completa in tutti i reparti, come rosa. Sì. Deve riuscire a gestire meglio queste partite infrasettimanali. L'anno scorso hanno avuto un'esperienza che è costata cara, perché poi è scesa in classifica, quindi quest'anno c'è un organico più forte, però ecco, è importante la gestione in quelle partite lì. C'è Marco Silva, vicepresidente del club Pineta Mare Castelvolturno. Mister, prima di salutarci avevo una curiosità, ci tenevo ad avere una risposta da lei, uomo di calcio. Sì. È un'impressione solo mia, andrò controcorrente. Lozano, non so se lei segue spesso il Napoli con assiduità. Sì, sì. Io lo vedo assolutamente un giocatore che deve giocare a destra, anche se in tanti dicono che dà il meglio a sinistra. Io vedo invece la cosa opposta. Ascolta, deve giocare a destra per forza, perché a sinistra ce n'è un altro. Sì, al di là di Insigne, però parlo proprio di, secondo me lì può dare il meglio. La cosa bella è che gioca a destra e fa bene. Quando non c'è Insigne può giocare a sinistra, quindi voglio dire, avere giocatori di questo genere interscambiabili che possono sostituirsi gli uni con gli altri, c'è spazio per tutti. Insigne è riconosciuto ormai un leader, quindi se qualche volta si riposa non è che si sente offeso e fa il muso, è maturato sotto questo profilo, è riconosciuto a livello nazionale, quindi per il Napoli è un valore aggiunto. Mister, abbiamo pochissimi minuti a disposizione, siamo quasi in chiusura. Una sola domanda volevo farti, ma il tuo pensiero su Gulam da lontano, come ti arriva? Il Gulam di qualche anno fa, quando stava bene, era un Gulam importante. Ma il tuo pensiero qual è? Il mio pensiero è che se sta bene, merita di giocare, gioca. C'è l'allenatore che sceglie, e io mi fido di Gattuso, perché è uno che non è che si taglia. No, ma io dico, secondo te è infortunato, perché non gioca? Ah, questo non lo so, come faccio a saperlo? Hai ragione tu, sono da lontano, non lo so quello che succede lì, se poi ci sono cose sotto, non lo so. Vabbè. In conclusione voglio fare un saluto al mister. Io che da tifoso ho conosciuto allenatori, lavorando da giornalista anche, poi ho lavorato tanti anni col Calcio Napoli, quindi come ufficio stampa. Voglio dire, la signorilità di mister Colombo ne ho visti in pochi, ma soprattutto la grande disponibilità nei confronti dei giornalisti, cosa che oggi forse non accade più. 4 allenatori hanno colpito il mio cuore, come umanità, Colomba e Simoni, il grande Gigi Simoni, e poi come storia mi hanno colpito Pesaulo e Vinicio. Sono la mia vita. Mi fa piacere che se mai inserito in questo quartetto mi Pesaulo, ma tu sei un gran signore, mister, lo sai. Troppo merito. Contano i risultati che secondo me li hai ottenuti, perché in quel periodo non si poteva andare avanti, sai com'era la storia, meglio di me la vivevi da dentro, però ti assicuro che Pesaulo mi manca proprio come un uomo di famiglia, come Roberto Fiore, Dino Celentano, sono quegli uomini che in una vita su 1 milione ne trovi 20, e quelli fanno parte di questi 20. Ti ringrazio, in bocca al lupo. Ciao mister, contiamo ancora di averti qualche altra volta, perché oltre alla disponibilità della tua signorilità ci interessa anche la tua competenza. Ti ringrazio, ciao. Ciao Franco, un bacio a casa, buonanotte e grazie. Forza Napoli. Ciao mister, un bacio a Bologna, la città di mister Colomba. È veramente un gran signore. Allora, in chiusura, e poi siamo alla musica. Un pronostico da parte dei nostri ospiti. Carannante. Guarda, se il Napoli mi gioca come ha giocato con l'Atalanta, con quella intensità, non ce n'è per nessuno. Voglio farti una domanda invece a te. Quanti Milan-Napoli hai giocato tu? Parecchi. Parecchi, eh?
Parecchi. Si sono andati bene in quei periodi. La maggior parte sì. Matica, puoi anche salutarci, puoi chiamare il tuo artista? Sì, io vorrei approfittare della presenza di questa voce meravigliosa per emozionarci ancora, non solo noi ma anche i nostri telespettatori. Mario Basile, raggiungici e come chiudi questa puntata? Chiudo con questa canzone che si chiama Napoli e Borbone, che abbiamo scritto io e Gennaro Montuori, ve la dedico a tutti quanti voi, Forza Napoli, ricordiamoci sempre che siamo partenopei e siamo... Tu ci devi, io Forza Napoli. Saluto prima e faccio complimenti a Magda Mancuso. Io ti ringrazio, io veramente sono stata molto felice di essere qui. Ci devi salutare. È una bella esperienza. A giovedì andiamo in seconda serata, ragazzi, vediamo la partita qui e poi possiamo anche dormire qui. Massimo viene dal San Paolo, esce un po' prima, noi ce la vediamo da qui. Io volevo mandare a tutti noi, ai registi, agli operatori, c'è Giuseppe Cannavacciuolo, ci sta anche Flavio dall'altro lato, c'è Carlo. C'è uno staff incredibile, veramente. Io voglio dire che a Magda gli faccio i complimenti, ma soprattutto che Magda non è solo una grande presentatrice, showgirl, ma soprattutto è una donna che si impegna nel sociale. Purtroppo è venuta a mancare una sua sorella proprio per momenti di depressione, per motivi di depressione, quindi gli faccio i complimenti perché è sempre presente anche le iniziative sociali. Con Massimo porterò avanti un progetto sociale a sostegno di tutte le vittime di depressione, magari qualche volta potrò accennare anche qui in diretta. Mi sono divertita anche nel match Carannante-Sparnelli, è stato molto simpatico. Io volevo dire invece una cosa, mandare un abbraccio a tutti i nostri figli, ai figli tutti della Campania, tutto il mondo, e soprattutto a tutte le persone che comunque continuano ad amare questa città, questa nazione, soprattutto le persone anziane, perché molto spesso quando siamo giovani sottovalutiamo gli anziani, poi dopo ci rendiamo conto che gli anziani sono la nostra vita, sono chi ci ha messo al mondo e ci ha portato avanti il nostro progetto. Io voglio dire una cosa, Jenny, che si sta pensando a questo Natale, pensiamo a altri tanti Natali. Se questo Natale qua possiamo solo fare la nostra preghiera, il nostro evitare gli assembramenti e le feste, perché se non facciamo questo vuol dire che noi il prossimo Natale non ci saranno parecchi nonni, parecchi genitori, quindi mi sento in giro il Natale, ma non pensate a questo, ma pensiamo di tanti Natali. Si può fare facendo... Io ho una tenerezza per gli anziani. Siamo cauteli, poi dopo, quando è Natale, ognuno se lo farà con la famiglia, evitando di stare con gli amici. Poi aspettiamo, non si può mai dire. I ragazzi devono sapere che purtroppo loro è vero che non sono colpiti, anche se apre e chiudo qualche ragazzo, però possono trasmettere e portare questo virus ai nonni, ai genitori e possono avere problemi. Quindi dico, il Natale stiamo calmi e cerchiamo di per fare tanti Natali successivi. Allora noi vi lasciamo con Mario Basile. Ci vediamo la settimana prossima in seconda serata con Gennaro Montuori, Magda Mancuso, a voi Mario. Ci sono tante repliche, guardate su Calcio Napoli 24, sul sito www.tifosinapoletani.com e poi anche su Telea stanotte e pure la stessa prossima fine settimana, prima della partita alle ore 18 Telea sabato. Praticamente siamo sempre in compagnia dei nostri telespettatori. Sempre in video. Buonanotte. Forza Napoli, ciao a tutti. Napoletano so, facile manbucca, o tengo rinto sangue, culo sta città, o tengo rinto sangue, perciò voglio di fa. Napoletano so, facile manbucca, l'azzurria vita mia, non malata tocca, l'azzurria vita mia, non malata scagna, datemi la bandiera che voglio scendolare, insieme a te tamburi, sto stati a Napoli, Napoli, sono cresciuto in devi che sti quartieri, mi si suona che non vero, tutto che la danno va, che se Napoli compà, ci stringi in mano colore, guarda di poco criato, insieme cielo, insieme mare, e colore sta città. Sai che il mare,
cultura e civiltà, non va da scordare, che da sto stivano esiste sta città, non va da scordare, o sud e civiltà, o regnare Borbone, ci stiamo a comandare, e con le due Sicilie, l'Italia è questa Napoli, 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 la sorella, la stagnella, è arrivato Palomero, vuole fare a difesa sta città, Napoli. Tifosi napoletani è stato presentato da Euronics, Gruppo Tufano, Automobili Papallo, Mr. Wine, Tifosi napoletani, il mensile più azzurro che c'è. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 30 novembre, Black Friday da urlo! iPhone 11 64 GB, tuo a €699. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino. In più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2021. Microtech Notebook più zainetto Capri Vice, tuo a €349. Nei nostri store siamo al tuo servizio in tutta sicurezza. Automobili Papallo.